Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te Natalia, grazie per il tuo lavoro. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il nostro filo diretto, il nostro speciale che oggi dedichiamo alla scomparsa di Umberto Bossi, più volte ministro, soprattutto fondatore della Lega. E in particolare oggi è una giornata nella quale è tempo di fare il punto, di fare un ricordo umano e personale della figura di Umberto Bossi. Stamattina io ho parlato con alcuni nostri amici che voi tutti conoscete, che ascoltate, Giorgio Guido Lombardi, per esempio, l'amico di Trump, che è stato un amico molto vicino a Umberto Bossi e che ci racconterà il Bossi forse più privato e quello che faceva di tutto per essere vicino alla gente, per ascoltare le opinioni di tutti, ma anche Claudio Borghi Aquilini, il senatore Claudio Borghi Aquilini, che ci racconterà come e perché lui si è avvicinato a questo mondo, al mondo della Lega, come ha conosciuto Umberto Bossi. Non c'è soltanto lui, c'è Laura Cavandoli, ci sono tanti altri amici che uniranno le loro voci e la nostra stessa Laura Ravetto che interverrà attorno alle 16. Umberto Bossi è una figura che non si può ignorare nella storia dell'Italia recente, se vogliamo anche contemporanea. Quest'uomo ha avuto indubbiamente due meriti. Il primo, poi ce ne sono ovviamente tanti altri che voi avrete modo di dire e di ricordare al 340-670-9659 oppure allo 0292947222. Il primo è certamente quello di aver posto la questione del Nord, che è anche una questione meritocratica, cioè in un mondo sempre più veloce, sempre più connesso, non si può continuare a sperare che venga qualcuno dall'alto a calarti l'aiuto, la manina e così via. Servono degli amministratori capaci, serve della gente che abbia voglia di fare, che abbia voglia di mettersi in gioco
e allora magari quei soldi, i cosiddetti soldi pubblici, ma come diceva la Thatcher, i soldi pubblici non esistono, esistono solo i soldi dei contribuenti, magari vengono utilizzati in maniera più rispettosa. Il secondo punto, e questo forse è una di quelle svolte della storia che noi non abbiamo ancora del tutto compreso. Umberto Bossi insieme a Silvio Berlusconi nel nord, insieme a Gianfranco Fini nel meridione d'Italia, nel 1994 hanno permesso al centrodestra di arrivare al governo. E io credo che se in quelle elezioni invece avesse vinto la gioiosa macchina da guerra di occhiettiana memoria, probabilmente la storia d'Italia sarebbe andata in maniera diversa e oggi staremmo discutendo di ben altro. Invece il centrodestra trovò una sua collocazione politica, una sua offerta politica nel grande vuoto creatosi dalle macerie di Mani Pulite, e fu possibile, diciamo così, dare diritto di cittadinanza ai cittadini, agli elettori di centrodestra che altrimenti non avrebbero avuto una voce. Quindi direi che almeno su questi due punti possiamo cominciare il nostro ricordo e naturalmente da qui allargare il nostro dibattito. Io vorrei fare mie le parole dell'amico Fabio Massa, presidente della Fondazione delle Stelline. Tra l'altro lui organizza da anni l'evento Direzione Nord, e lui dice questo e io sono pienamente d'accordo con lui. Vi offro questa sua riflessione, lo saluto, anzi, l'amico Fabio. La lezione risorgimentale di Umberto Bossi. Non scriverò una parola di giudizio o di ricordo personale su Bossi, non perché non comprenda e non conosca l'influenza positiva o negativa, entrambe, ognuno può giudicarlo come vuole, che ha avuto sulla politica degli ultimi 30 anni e forse più, non perché non sia stata una figura centrale, esattamente come tutte le altre, di destra e sinistra, della politica degli anni della mia formazione professionale, non perché non abbia ricordi anche personali su Umberto Bossi, non perché non ne abbia raccontato sia nel bene che nel male. Non scriverò una parola di ricordo perché non mi associo a quelli che parlano della morte degli altri solo per ricordare la propria vita. E non scriverò una parola di giudizio perché per farlo occorre che non solo per chi scrive, ma anche e soprattutto per chi legge, ci sia una volontà di essere imparziale. Oggi questa imparzialità non esiste. Esiste l'agonia continua e infinita. Sotto i filmati o le immagini del papà della Lega sui social è uno sfogatoio di odio anche da gente che non era neanche nata ai tempi. Quindi no, non esprimerò alcun giudizio. C'è però un tema che ho esplorato per tutta la vita, senza razzismo e senza volontà di secessione, che è quello del Nord. Un Nord che ha delle prerogative, delle unicità, così come gli altri territori d'Italia. Un Nord che deve essere la miglior versione di se stesso, così come penso che lo debbano essere gli altri territori. Scusate, territori che per esprimersi al massimo devono essere responsabilizzati e lasciati liberi, non col centralismo che purtroppo alberga molto sia a destra che a sinistra, ma con un federalismo economico, delle competenze e delle autonomie. Ecco, l'unica cosa che voglio dire è che in questo Bossi ha ridato voce a qualcosa che era molto più antico di lui. Era qualcosa di risorgimentale, qualcosa che per lungo tempo era stato dimenticato e purtroppo oggi rischia di tornare nel dimenticatoio. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292947222. Ma adesso ascoltiamo Umberto Bossi in un discorso del 25 marzo 2010. Vai pure, Natalia. Lei manterrà la parola ancora quelli della Lega che vanno là, manterranno la parola. Poi sapete bene che se votate, fate la croce sul simbolo del guerriero, automaticamente i voti fanno lo stesso il presidente Formigoni. Non scrivete nomi, eccetera, se no vi aboliscono anche la Lega. Voi dovete solo fare la croce sul simbolo del guerriero, è facile, è bello, è facile, e automaticamente il voto dal governatore Formigoni. Non scrivete nome, tranne diciamo qualche caso, vi sapete voi se c'è qualcuno della Lega che è in lista. Beh, però adesso il problema è Formigoni, è che deve vincere il governatore. Croce sulla Lega, il resto viene automaticamente.
fratelli milanesi, oh, fratelli della capitale, della grande capitale morale, della grande capitale del fare, della grande capitale che diciamo ci riempie questo paese se va in crisi. Abbiamo fatto il quadrilatero a Genova e certo unire le forze del nord, perché se va in crisi il nord cade il paese. Non è che l'Italia possa stare in piedi. Io ho i miei dubbi che riuscirà a stare in piedi in questa fase. La crisi ha colpito molto e certo, una volta le banche erano al servizio delle imprese, adesso le banche sono diventate mondialiste, le imprese sono rimaste qui, quelle che fortunatamente sono rimaste. Per fortuna è andato letto a Prodi. Prodi sosteneva le imprese possono anche delocalizzare, che tanto troveranno, cresceranno. Per fortuna la gente ha delocalizzato Prodi, ha mandato a prendere le scatole Prodi. Altro che delocalizzare, le imprese sono necessarie per dare, se no chi dà lo stipendio ai lavoratori? Come fa la gente a vivere senza stipendio? Meno male che non è andato a rete, anzi, ha trovato la via, l'ha mandato fuori dalle balle. Meno male. Oh, fratelli milanesi, non si scherza, si va comunque, inutile che ve lo dico, si va a Visa, non abbiate patere di dare, si va a Visa, io sono stato proprio ieri a Mestre, c'era l'ex Piazza Rossa di Mestre, che è enorme, tiene 50.000 persone, come da qui al Duomo, è lunga, era strapieno di gente, e inneggiava Zaia, l'uomo che aveva salvato l'agricoltura in questo paese. Quando divenne ministro, bisogna dei soldi per fare. Guarda, ti devo dare una pessima, una buona notizia. Soldi diciamo Tremonti non ha una lira da dare. Quindi armati di forze, vai in Europa, e picchi pugni sul tavolo e fai sentire come stanno le cose. Digli che i padani non lasceranno distruggere la loro agricoltura. Non lasceremo portare via gli allevatori, tutto quello per cui ho lavorato la vita. Le loro stalle, le loro case. 2 giorni fa andai a Lodi, c'era una signora, la figlia di comizio che ho fatto al liceo scientifico, si parlava tra le forze dell'ordine, fatemi toccare il vostro, o sono qui, signora. Oh, la devo ringraziare perché ha mantenuto la parola. Tanti anni fa, al largo dell'aeroporto di Milano, la notte, c'erano in pochi accesi che mi sono fermato a parlare con gli allevatori, volevano invadere Milano con il tratto, no, non fatelo, fareste solo degli scontri con le forze dell'ordine. Io vi do la mia parola, che io mi occuperò delle quote date dalla Lega, alla fine risolverà il vostro problema. È venuto Zai ha risolto il problema dell'allevatore. Sì, meno male, grazie Zai. È stato bravo, è andato in Europa, soldi Tremonti non ne aveva da dare, però guarda, vai in Europa e picchi i pugni sul digli che noi italiani siamo brava gente, bravi lavoratori, però se vogliono possiamo andare in 10 milioni in Europa a rallegrare le città dell'Europa, a scaldarle un po' le città dell'Europa. Noi siamo brava gente che però se si mette in testa le cose, lei fa le cose. Noi vogliamo che si sappia i nostri allevamenti, la nostra agricoltura. Ebbene, ha portato a casa il risultato. Infatti gli allevatori mi hanno fermato e mi hanno detto, oh boss, ci devi dare la parola che tu ti tieni il ministro dell'agricoltura perché degli altri non ci fidiamo. Vabbè, va bene, dirò a Berlusconi che voglio il ministro dell'agricoltura. Ormai, la gente, quando mantiene la parola per la gente, si fida, e non mantiene la parola non si fida. Noi abbiamo mantenuto la parola, per questo che la gente si fida a morte no. L'agricoltura deve tenere, l'agricoltura si controlla anche dalle regioni, Presidente, un'altra volta non si è andato molto bene sugli allevatori. Mi pare che
se l'assessore funzionasse bene. Per fortuna ci ha pensato bene, stavolta ci dobbiamo pensare noi dalla regione. Noi dalla regione, che dalla regione si può controllare l'agricoltura, tenerli in piedi, non possiamo inginocchiarci a tutte le richieste dell'Europa. Quando non sono sbagliate, dobbiamo dire che sono sbagliate e fare opposizione. E io ricordo una volta, l'ultima cosa che dico, l'ho detto a Roma, Berlusconi, io sono diventato amico quando ha fatto una cosa importante. C'era un ministro che mi disse: Berto, è bella giornata oggi, perché? Perché è passata la famiglia orizzontale. Col cavolo è la famiglia orizzontale? Spiegami, logicamente non saprei spiegarlo. E Berlusconi andò in Europa, onestamente, fu bravo per chiedere da firmare, no, la legge sulla famiglia orizzontale. Quindi spiegami cos'è la famiglia orizzontale. E però non saprei spiegare, le solite cose. Allora, mica c'è mica tanto, vedete che a Torino, l'altro giorno, il sindaco di Torino ha sposato 2 donne e poi il giorno dopo chiedono subito di avere l'affidamento dei bambini. Noi siamo, giusto per capirci, perché la gente deve sapere quando vota, che tipo di voto di Pepe, chi vota Lega sa che vota per la famiglia naturale tra un uomo e una donna. Non è che noi non vi facciamo scherzi, quello che ottenete da noi è la famiglia naturale tra un uomo e una donna, la famiglia orizzontale, verticale, obliqua, sono stanchi, la famiglia della tradizione, la famiglia naturale tra un uomo e una donna. Questo è il voto alla Lega, per il voto a quella roba lì. Non vi facciamo scherzi, siamo persone chiare e questo è importante, con tempi che vengono, manca altro che ci troviamo la famiglia orizzontale, no? Lì fu bravo Berlusconi, se no il nostro paese sarebbe stato rovinato. Io avevo mandato Castelli, che tu conosci bene, e avevo detto, allora volevo far passare la pedofilia, guarda, no, devi fermarla a tutti i costi, se passa la pedofilia non tornare più, Castelli, non tornare. Infatti Castelli andò là, fece la sua partita e la pedofilia non passò. Poi vedi il ministro che proponeva la famiglia orizzontale. Sta la famiglia naturale, non orizzontale, obliqua. La famiglia naturale da uomo e una donna. Questo è il passaggio che poi c'è stato un momento che nessuno neppure ha saputo. E per fortuna che il governo fu bravo, anche Berlusconi fu bravo. E disse no, non firmo niente. Spiegami prima cos'è la famiglia orizzontale. Ho capito che è meglio lasciare perdere, è meglio voltare paio. Ebbene, meno male che noi siamo in qualche modo un po' di cose che abbiamo fatto, anche il governo le ha fatte. Pensate, Tremonti è stato in Nigeria, vedeva lontano, ha tenuto da parte tutti i soldi per pagare la cassa integrazione, altrimenti davvero il paese con la crisi sarebbe stato ridotto alla media. No, bisogna salvare almeno diciamo, la possibilità alla gente di sopravvivere, di mangiare, altrimenti vengono a prenderti col porcone la gente. Stri è stato bravo, ha tenuto i soldi per la casa integrazione, sembra facile, non può affatto facile, quando uno c'era la sinistra, bisogna fare qui, bisogna fare quelli per dire quel che devono fare gli altri sono bravissimi, non sanno mai cosa devono fare loro. Adesso però, caro governatore, bisogna mettere le ali alla nostra Lombardia, lanciarla, dobbiamo vederla volare e quindi tagliare ogni spreco possibile, ridurre ogni spreco possibile per investire tutto nel lavoro, nei posti di lavoro per i nostri giovani. Pensate cosa sarebbe stato se andava avanti l'immigrazione, non abbiamo i posti per i nostri giovani, abbiamo milioni di disoccupati e vogliamo far venire milioni di persone. Quando non hai posti di lavoro non puoi far venire persone, cosa gli dai?
quindi fai fare il delinquente. Meno male. Fratelli milanesi, Milano, Padania, Lombardia, queste sono le cose che devi avere chiare quando andremo a votare. Tante cose, hai che dire, no, una bella cosa, poi il resto non lo so, poi noi manterremo la parola, noi saremo le regioni a tenere il nostro governatore, lo sa bene. Ma noi riusciamo ad avere un buon rapporto con il governatore, onestamente. Pensate alla cinematografia, avremo un'idea, però i soldi ce l'ha messo il governatore, la cinematografia a Milano, che Milano ritorni ad avere, come è stato sempre. Qui è nata la cinematografia, la televisione, poi Roma portato via. Noi siamo stati troppi ingenui a farci portare via. Cinematografia vuol dire raccontare la tua storia, vuol dire un sacco di posti di lavoro, per crescere e garantire la tua identità, anziché farlo sparire. Vedi, abbiamo avuto un'idea, ma il governatore ci ha messo i soldi, quindi è uno con cui si può ragionare e si può fare dei pezzi di strada in comune. Grazie governatore. Milano, Padania, Lombardia. Ragazzi, andiamo a vincere, non a perdere, andiamo a vincere, la Lega va a vincere. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi, se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Viaggiare, io ho chiesto alla terra chilometri, lingue di asfalto, linee continue, linee tratteggiate. Ho pregato le Madonne degli autogrill. Ma adesso arriva il momento di entrare qui e lasciare il veicolo dove le vetture sognano il viaggio futuro. E la corriera che la va su e giù, e l'autista che n'a può più, e la sciura con ti bei tet, e la dunetta che sbaglia il biglietto, sempre la solita tiritera, tu ci sarà corriera,
passeggeri arrivano da su, la sciura rosa con il sole, e la turista la capisna got, e i tusaner che fan troppo casot. Ma guarda te che fera, tu ci sono la corriera. E anche al preve che va sul tagio, è un operario che va sul tas, e verti port, e sarai port, e l'autista che l'è stragmort sul dinosauro di Lamiera. Tu ci sei la corriera, e la strada che l'è la tua mam, o la strada che l'è la tua. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 14 e quasi 36 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la nostra diretta in ricordo di Umberto Bossi, fondatore della Lega. Avete ascoltato Davide Van der Sfros, La Curiera del 2003, e noi facciamo questo viaggio insieme a voi allo 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659. Allora, io vi devo dare una notizia, diciamo così, di servizio a proposito dell'orario. L'orario dei funerali di Umberto Bossi è le 12 di domenica all'Abbazia di Pontida e non alle 14, come è stato erroneamente comunicato in prima battuta da alcune testate. Sì, continua a chiamarlo Natalia, provaci ancora, che così tra un po' magari lo abbiamo direttamente in trasmissione. Vi voglio leggere l'ADN Cronos perché naturalmente la morte di Umberto Bossi significa la sospensione di tutte le attività della Lega quest'oggi. E prima della morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, quella di oggi doveva essere la giornata della chiusura della battaglia referendaria, invece si annulla tutto. Oggi la Lega annulla tutti gli appuntamenti sul territorio. Questa è la Lega con decine di migliaia di iscritti che c'è grazie a lui. Tutti noi siamo qui grazie a un'idea innovativa, geniale, democratica, criticata. Voliamo più alto degli imbecilli che insultano sui social e lo ricordiamo. E oggi la diretta della radio riguarda Umberto. Così Matteo Salvini a Radio Libertà nello speciale dedicato al leader storico del Carroccio, morto ieri a 84 anni. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, ciao Antonino. Oi Peno, come stai? Diciamo che il nostro Francesco Penati da Arona, in arte DJ Peno, vai, dici pure. Troppo buono. No, io chiedo scusa anche a te perché sono già intervenuto anche questa mattina. Però... Vabbè, non l'ho capito, mica si paga biglietto per telefonare, dimmi. No, vabbè, ma siccome c'è la regola di intervenire una volta ogni tanto, oggi è una giornata un po' così, diciamo, speciale, particolare. Oggi direi che sia una giornata alquanto eccezionale, quindi vai pure. Infatti, no, io diciamo che nella Lega, noi ci conosciamo da qualche anno, ma ero dentro già da anni fa, senza nessun incarico politico, neanche di sezione, niente. Sono sempre stato uno di quelli che ha dato una mano, i gazebo, organizzare le feste. Infatti Umberto veniva spesso da Arona e ho avuto l'occasione più di una volta di chiacchierargli insieme, fare come c'è la fotografia di Zaia, il suo pugno, o se no il braccio di ferro, accendere il sigaro, andare a prendere la Coca-Cola alle feste, fargli un po' di servizio d'ordine con anche gli altri, e diciamo che giocare anche a biliardino. Quando facevamo una castagnata qua a Solcio, a Lesa, c'era pure il calcio balilla e veniva lì e giocava pure con quello, ma era una persona veramente alla mano, che ha avuto un'importanza di creare un movimento che tuttora esiste, anche se non è più, diciamo, quello che c'era anni fa, però è un movimento che nasce da quello, continua ad andare avanti, ed è anche il partito più antico che c'è nel Parlamento, perché tutti gli altri bene o male hanno cambiato nome o molti sono spariti e tutto. La Lega, dopo diciamo quasi 40 anni, 35 anni, quello che può essere, dalla Lega Lombarda arrivare fino adesso, è ancora lì presente a portare certi argomenti che gli altri partiti non hanno, non portano. E se dovesse sparire la Lega, come parlavo sempre io con altra gente, la Lega può anche sparire domani mattina, ma però i problemi poi dopo rimangono, non c'è più nessuno
che ti porta alla conoscenza in televisione, insomma dappertutto. Quindi Umberto è stato veramente uno che ha visto lontano, perché tutto quello che lui ha detto negli anni si è sempre avverato, purtroppo, vedeva il brutto e infatti quello è arrivato e stiamo pagando le conseguenze anche adesso, no? Vediamo un po' Francesco, io ti mondo. ringrazio, ma devo dare la linea all'ospite che siamo riusciti a trovare, a collegarci. Saluto, Antonino, e forza Umberto, viva la Lega, sempre con noi nei cuori. Ciao. Grazie. Allora, io ho il piacere di avere al telefono il governatore del Friuli Venezia Giulia, Federica. Ben trovato. Grazie mille dell'invito. Buon pomeriggio. Ben trovato, grazie del suo tempo, perché la giornata, ahimè, è un evidente rodeo telefonico. Il governatore Massimiliano Federica al telefono. Senta, ma lei come lo ricorda Umberto Bossi? Come lo ha conosciuto? Io ho conosciuto che ero un ragazzino, Bossi, perché per un chiarezza mi sono iscritto alla Lega che avevo 15 anni, dovevo compierne 16 e mi ricordo proprio la mia prima attività per il movimento. Mi avevano chiesto di fare il volantinaggio in centro città Trieste proprio per l'arrivo di Umberto Bossi per un comizio a Trieste. E quindi ho quel ricordo nitido che avevo iniziato, mi avevano mandato, non so neanche bene cosa fare, mi avevo messo là a dare i volantini perché mi aveva Umberto Bossi a Trieste, ed è stata quindi proprio collegata alla prima, diciamo, attività concreta che avevo fatto per la Lega. Dopodiché ovviamente l'ho conosciuto in modo più approfondito, ci sono state occasioni di conoscere Bossi, però quello proprio è la prima cosa che ho fatto per la Lega. Ecco, tra l'altro vedo che siamo coetanei, per cui sto tornando anch'io indietro nel tempo. Che cosa ha rappresentato Umberto Bossi per questo paese, Presidente? Oggi mi hanno fatto qualche domanda, era un evento, penso che sia riconosciuto da tutti, anche da avversari politici, anche chi la pensava e la pensa in modo diverso da Bossi, che senza Bossi non sarebbe mai stato portato in Italia il concetto di autonomia, di valorizzazione dei territori, di valorizzazione delle comunità. Sarebbe stato uno Stato centralista, uno Stato che guarda soltanto a un potere incentrato nei ministeri, con di fatto sempre di più un annullamento delle autonomie. Questo avrebbe portato un danno enorme ai cittadini. Oggi il percorso da fare è ancora lungo per arrivare a un vero federalismo, a un'autonomia differenziata forte, però è iniziato grazie a Bossi, e oggi la situazione in cui è l'assetto istituzionale del paese è qualcosa dovuto alla presenza e all'idea, devo dire, lungimirante, visionaria di Bossi, che ha iniziato questa sua battaglia da solo, con pochissime persone, dove all'inizio, lo ricordate, è stato ricordato in questi giorni, ieri e oggi, da diverse anche testate giornalistiche e televisive. È iniziato dove tutte le altre forze politiche quasi lo ridicolizzavano, pensavano chissà dove vuole andare questo. In realtà è stato uno degli uomini che hanno caratterizzato la Seconda Repubblica e hanno cambiato radicalmente l'impostazione istituzionale dell'Italia, e a questo penso che tutti, ribadisco, anche chi non vota Lega e non ha mai votato Lega, debbano rendergli onore e dal mio punto di vista anche ringraziare. Senta, so che è una domanda un po', diciamo così, indiscreta, quindi veda lei se mi vuole rispondere oppure no. Però appunto lei diceva prima, ho avuto modo di conoscerlo bene. Posso chiederle che cosa ha imparato lei da Umberto Bossi? Che cosa le ha insegnato? Non l'ha insegnato solo a me, io penso che Bossi quello che ha insegnato alla Lega, infatti siamo il movimento, penso, più strutturato anche dal punto di vista della preparazione d'altra, non è soltanto la buona amministrazione, sarebbe scontato dirlo, ma la capacità di ascoltare la gente, lui dice ascoltare il popolo, che la politica aveva perso drasticamente. Se ricordate in quegli anni, scusate, non voglio semplificare troppo, ma tantissime volte c'era un distacco totale tra politica e cittadino, dove ormai è diventato quasi incomprensibile quanto diceva la politica anche nei mezzi pubblici, in televisione. È vero, il famoso politichese.
Bossi ha riavvicinato la politica al cittadino e ha insegnato a come si rappresenta, a come si rappresenta la propria comunità, che non vuol dire inseguire ogni cosa. Delle volte vuol dire anche guidarla, come ha fatto Bossi, ma vuol dire però essergli a fianco, ascoltarne i problemi, proporre soluzioni serie e credibili, senza, ribadisco, facile propaganda. E questo penso che sia un grande insegnamento per chi fa politica, perché ha rivoluzionato il modo di far politica Bossi. Decisamente, decisamente. Nel linguaggio, anche nel modo di presentarsi, perché prima era, lo ricordo anch'io, negli anni '80 il famoso politichese, e poi anche una presenza proprio, un apparire paludato. Invece Bossi si presentava come uno del popolo. Io l'ho rievocato con qualche ospite, la famosa foto che fu fatta ad Arcore, lui con la canottiera e Berlusconi invece con la camicia di colore celeste, che lo guardava e gli diceva ma Umberto, ma insomma, e però Bossi lo prendeva anche in giro. Senta, ma che cosa resterà di Umberto Bossi nella Lega e nella politica italiana, secondo lei? Di Umberto Bossi nella Lega rimane la Lega, che è di Umberto Bossi ed è Umberto Bossi. E noi, chi rimane, ha la responsabilità di continuare a portare avanti le battaglie che Umberto Bossi fatto, tante volte ha vinto, e noi dobbiamo portarle il più possibile a compimento con i nostri limiti, perché oltretutto non siamo Bossi. Nel paese rimane la possibilità, come ho detto prima, di avere un paese moderno, un paese che risponde ai cittadini, un paese dove le comunità contano e non c'è soltanto una burocrazia centralista. Dopodiché si può entrare nel merito, quali competenze alle regioni, quali meno competenze alle regioni, ma ha cambiato totalmente la visione e la prospettiva dell'Italia. E questo penso sia un vantaggio per tutto il paese e sia stato un vantaggio per tutto il paese, anche di responsabilità. Un'ultima cosa, secondo lei qual è stata l'operazione politica più riuscita di Umberto Bossi? O la vittoria politica? Sì, no, ma sicuramente secondo me la capacità di condizionare, perché io ricordo quando Bossi ha iniziato la battaglia appunto sull'autonomia, sul federalismo, eravamo l'unica forza politica che diceva queste cose. Bossi è riuscito a condizionare, quindi non voglio parlare di una vittoria elettorale, d'altro che sarebbe scontato, sì, ma è riuscito a condizionare anche l'altra parte politica, a seguirlo e inseguirlo. Pensiamo alla modifica del titolo quinto, che l'hanno fatta per Bossi, non perché ci credevano, per cercare di dare una risposta e per paura della Lega di Bossi. E questo è qualcosa di straordinario, perché di solito porta avanti la battaglia, magari la può vincere, magari la può portare a casa, ma che costringa addirittura gli avversari, chi stava dalla parte opposta, a far propria quella battaglia. Penso che soltanto Bossi ci sia riuscito. Un'ultima cosa, e la ringrazio davvero per la cortesia, governatore Federica. Supponiamo, insomma, lei domani continuerà a ricoprire la sua carica, a fare la sua parte. C'è un qualcosa che se lei, un obiettivo, che se lei lo raggiungesse direbbe Umberto, guarda, questo è per te. Sicuramente quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè è tutto quello che riguarda il rafforzamento dei territori e dell'autonomia, cioè quando finalmente se riusciremo a raggiungere uno Stato realmente federale, penso che quello sia tutto come sia. Il telefono non ci favorisce molto, ecco. Sì. Sentite? Sì, ora sì, quindi No, il sogno di uno Stato federale. Come quello il Cile dubbio, richiederà tempo, non c'è dubbio, però la struttura sia l'obiettivo, sia stato il grande obiettivo di Umberto Bossi, con la dignità di ogni parte di questo paese, che quindi vuol dire la dignità non soltanto della parte centralista di questo paese, ma la dignità di ogni territorio di questo paese, con la valorizzazione di quelle magnifiche diversità che lo caratterizzano. Molto bene, io la voglio ringraziare e, insomma, grazie per essere stato con noi e le auguro buon lavoro. Grazie mille a voi e grazie anche per questa maratona che state facendo.
Si figuri, siamo qua per questo, grazie. Grazie. E allora, io ho avuto il piacere, come avete appena sentito, di colloquiare con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. 0292947222, il telefono è aperto se volete telefonare, oppure 340-670-9659. Tornando appunto a quanto scriveva l'ADN Kronos, e quindi vi ribadisco, dov'è? Ecco, si terranno i funerali, appunto, si terranno alle 12 di domenica 22 marzo i funerali di Bossi a Pontide, quanto si apprende da fonti familiari. La Premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, parteciperà alla funzione, così come il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Vice Premier e Ministro Antonio Tajani. A quanto apprende l'ADN Kronos, la famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio col popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo nell'abbazia del monastero di San Giacomo. In queste ore la famiglia chiede riservatezza. Condivido il fatto che Umberto abbia segnato in positivo la storia di questo paese, che altrimenti avrebbe potuto percorrere altre vie ben più drammatiche. Ma queste scelte lasciamole alla famiglia, alla moglie, ai figli. Condivido il fatto che meriterebbe il massimo degli onori, ma sono scelte che lasciamo ai suoi affetti più cari. Le parole di Salvini a Radio Libertà commentando la proposta di un ascoltatore di funerali di Stato per Umberto Bossi. Ancora, oggi la politica c'entra poco, c'entra la famiglia, l'affetto, il sigaro, la Coca-Cola, Ponte di Legno, Venezia e il Monviso. Quello che lascia è un'eredità valoriale e di battaglia, mai mollare, mai arrendersi, spesso contro tutti. Se cade ci si rialza pure a 84 anni. Abbraccio chi si unirà a questa giornata di cordoglio e di amicizia, dice ancora Matteo Salvini. Scusate. Noi abbiamo sempre il telefono aperto al 340-670-9659. Sapete che anche il Presidente della Repubblica ha parlato di Umberto Bossi, l'ha definito un sincero democratico. Ora lo troviamo le parole di omaggio. Eccolo qui. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore e animatore della Lega Nord. È stato protagonista di una lunga stagione politica. L'Italia perde un leader politico appassionato, un sincero democratico. Il Presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari, a tutti coloro che ne hanno condiviso l'impegno nel suo partito. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sì, dopo la pausa delle 5 proviamo di nuovo a sentire questo secondo ospite che vorremmo avere al telefono con noi. Scusate, io oggi non sono nelle migliori condizioni, ma noi continuiamo tranquillamente la nostra trasmissione. Vi ricordo ancora una volta 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340-670-9659 se volete far sentire la vostra voce e anche il vostro ricordo di Umberto Bossi a questa radio e naturalmente a tutti gli ascoltatori in questa giornata così particolare. E anche se volete la fine di un'epoca, lui è stato però, questo tra un po' lo sentirete dalle parole dell'amico Luciano Gelfi, oggi quirinalista del TG2, ma che per 25 anni ha seguito la Lega e quindi ha incontrato più volte Umberto Bossi, ha avuto a che fare più volte con lui. Ecco, sono d'accordo con lui quando dice che è stata la figura ponte tra la prima e la seconda Repubblica. Se ci fate caso, la Lega è l'unico partito che ha cominciato la sua avventura politica nel 1987 in Parlamento e in piena prima Repubblica, e che è riuscito poi nella seconda ad andare più volte al governo. Ora si potrebbe dire che siamo nella terza, non lo so, poi del resto queste definizioni lasciano un po' il tempo che trovano, però è vero che questo partito è ancora qua dopo più di 40 anni e naturalmente rappresenta una storia che continua. Io vorrei vedere un attimo, vediamo se riusciamo a trovarlo nell'archivio storico
archivio storico della Stampa, Bossi, Lega, vediamo se riusciamo a trovarlo nel 1987, come veniva raccontato allora, quando fece il suo debutto in Parlamento. Vediamo un po', perché sapete che online c'è l'archivio storico del quotidiano torinese, ed è interessante perché quando si va a scavare poi negli archivi, quando si va a scavare nei documenti, ecco che poi nasce questo come eravamo, nasce questa idea. Allora, vediamo un po' chi c'è qua, vediamo se riusciamo a trovarlo, perché naturalmente, ecco qui, 17 giugno del 1987, l'abbiamo trovato. Allora, raccontiamo un po' quell'Italia di allora, un'Italia che non esiste ovviamente più. Pensate che si trova in un angolino in basso di pagina 3 della Stampa di mercoledì 17 giugno dell'87. Sentite un po' cosa scriveva allora la Stampa. Varese, sorpresi? Assolutamente no. Eravamo sicurissimi, sapevamo di poter mandare a Roma almeno un deputato e un senatore. Nella redazione di Lombardia Autonomista, la voce del popolo lombarda a Varese, Vares, l'editore e direttore Umberto Bossi, 45 anni, adesso senatore, non rivela emozioni particolari. Era tutto previsto, assicura, e alle regionali del 90, vedrete, andrà ancora meglio. E se lo ricordino i signori dei partiti di Roma egemonizzati dalla maggioranza etnica meridionale, il voto autonomista non torna più indietro. Al Senato 137.332 voti, lo 0,4%, 186.220 alla Camera, lo 0,5% per la lista della Lega Lombarda. Una delle sorprese del voto, tra Varese, dove è nata nell'84, come Bergamo, tocca addirittura la percentuale del 7%. Frutto, spiega Bossi, del nostro lavoro serio, con i nostri 8.000 tesserati, col nostro giornale che può raggiungere 1 milione di lombardi. L'elettore ci manda a Roma per fare quello che abbiamo promesso. La Lega è forte, lo vedranno tutti. Da questo momento siamo la casa di tutti i movimenti autonomisti. La campagna elettorale è costata 120 milioni di lire. Il programma ha al primo punto l'autogoverno della Lombardia. Bossi avverte, noi non siamo razzisti come molti dicono, ma siamo contro le egemonie. E oggi i padroni di tutto sono i meridionali. La loro egemonia è legata ai numeri, oggi loro sono in maggioranza. Di conseguenza noi lombardi siamo discriminati e i meridionali ottengono 500.000 di miliardi di finanziamenti. Così, con questi slogan, Bossi e i suoi sono partiti alla conquista della Lombardia. Chiediamo, dicevano nelle piazze della provincia, che i posti di lavoro siano assegnati con precedenza anche nel settore pubblico ai locali. Chiediamo che i mafiosi non vengano più in soggiorno obbligato a casa nostra. Questo era l'esordiente appena eletto senatore nel lontano mese di giugno del 1987, signore e signori. Vediamo un attimo se trovo qualcos'altro, perché naturalmente c'è, vediamo un po' se lo troviamo ancora, DC, collegi, PLI, Movimento di Liberazione. No, sto vedendo, la Stampa fece anche un servizio sulla scheda elettorale di quell'anno, dove naturalmente, di quelle elezioni, dove naturalmente poi dovrebbe comparire la Lega. No, però questa è una pagina interna, quindi molto probabilmente non si trova. In ogni caso, andiamo a dare un'altra occhiata, sono le 14, 58 minuti e 52 secondi, però vedete il concetto dell'autonomia e autodeterminazione, autogoverno, concetto proprio primigenio che adesso, dopo quasi 40 anni, diventa realtà. Sono le 14, 59 minuti e 8 secondi, noi andiamo in pausa e ci ascoltiamo in questa puntata così particolare. Naturalmente manderemo in onda tante belle canzoni lombarde e abbiamo Nanni Svampa con Porta Romana live del 2008. Torniamo tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ecco, musica salsa. Anche perché serve molto, perché fa bene, cominciate a muovervi, va bene ad artrosi, poi siete alzati in piedi con questo movimento. Dai, musica salsa, Caraibi, Santo Domingo, dove le aziende mandano i dipendenti in viaggio premio a prendere l'AIDS, avete presente? Porta romana, bella porta romana, ci stanno le ragazzine che te la danno. Ci stanno le ragazzine che te la danno. Prima la buonasera e poi la mano. E gettavi giù la giacca ed il coltello. Che voglio vendicare il mio fratello. La via Filangerile è un gran serraglio, la bestia più feroce del commissario. In via Filangerile è una campana, ogni volta che la suona è una condana. Prima faceva il ladro e poi la spia, e adesso è delegato di polizia. E 777 arriva la volante, non c'è nessuno. Dimmi chi te li ha fatti quei begli occhioni. Li ha fatti la mia mamma là sui bastioni. Dimmi chi te l'ha rotta la prima volta. Un bersaglier ciclista sotto la porta. Ma che è duro in bicicletta. Ha fatto più battaglie la tua sottana che tutta la marina americana. Ha perso più battaglie il tuo reggimento che il general Cadorna Caporetto. Ha fatto più battaglie le tue giarrettiere. Di nuovo a te la linea, Antonino. Antonino, risulti muto. Scusate, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il nostro filo diretto dedicato a Umberto Bossi. Questo era invece Nanni Svampa che cantava Porta Romana del lontano 2008. Tra l'altro Umberto Bossi, lo sapete, ha avuto una breve carriera da cantante e alla fine della nostra trasmissione ci saluteremo con il disco che lui ha inciso nel 1964. Lui incise questo disco con lo pseudonimo di Donato e il lato A si intitola, la canzone sul lato A si intitola Ebbro, sul lato B si intitola Sconforto. Io l'ho trovato per certi versi commovente ascoltarlo, l'ho ascoltato stamattina mentre preparavo la trasmissione di oggi, perché appunto si sente questo giovane Umberto Bossi, aveva 23 anni nemmeno, che canta il lato A e nel lato A cantando dice: cari amici, io vi saluto, vi abbraccio tutti, e mi sembra anche il modo più bello per salutarci così. Allora, Ugo Segalini, caro Umbertone, mio coscritto, mi manca tanto. Quando ero a Porto Morone sul Po nel 96 ci fu la dichiarazione di indipendenza della Padania. Ho pianto di commozione nonostante i miei 55 anni, bastava uno sguardo per intenderci.
Un grosso abbraccio, Umberto, dall'alpino Ugo Segalini. Ugo, se vuoi telefonare, 0292947222, così ci racconti anche il resto, perché mi sembra una testimonianza interessante la tua, una testimonianza tra l'altro carica di umanità. E a proposito di umanità, ieri sera, vi dico la verità, io sono rimasto un po' così perché Giorgio Guido Lombardi è uno, lo sapete, quando viene in trasmissione da noi sempre tutto lanciato, positivo. Ieri mi ha detto, dice, io piango per Umberto. E infatti oggi, quando abbiamo chiacchierato, poi in questo segmento ascolterete la nostra chiacchierata, ci sono anche delle foto inedite che Giorgio ci ha mandato di lui con Umberto Bossi in vari momenti. Ecco, le parole di un uomo commosso, di un uomo che ha pianto anche mentre raccontava tutto questo, ma raccontava anche con un senso, non dico di allegria, però di contentezza, di affetto nei confronti di un amico, anche nel raccontare le corse in piena notte dopo i comizi, o nel raccontare il modo che aveva Bossi di rapportarsi con la gente, di ascoltare tutti. E questa è una testimonianza, io credo, alquanto carica di umanità. Intanto però, Natalia, se siamo pronti, io direi di mandare in onda l'amico Luciano Gelfi. L'amico Luciano Gelfi del TG2 oggi fa il Quirinalista, difatti oggi l'ho trovato sul treno da Salamanca a Madrid e al seguito del Presidente della Repubblica, e naturalmente il segnale andava e veniva, però credo abbia detto una serie di cose molto interessanti sulla figura di Bossi e anche sul suo rapporto con la stampa. Se sei pronta, Natalia, vai pure. Il nostro ospite è Luciano Gelfi, quirinalista del TG2, 30 anni di onorata carriera al TG2, ma non tutti sanno che il nostro Luciano per lungo tempo ha seguito la Lega e quindi ha conosciuto da vicino Umberto Bossi. Luciano, allora, chi è che se n'è andato dalla scena politica italiana? Se n'è andato un autentico gigante, l'uomo che praticamente è il collegamento tra prima e seconda Repubblica, uno che ha rivoluzionato la politica e la comunicazione politica in un'epoca in cui non esistevano neppure i social, e questo va tenuto presente. Il mio primo incontro con lui risale al 1992, io ho seguito la Lega dal 92, prima al giornale radio, GR2, giornale radio unificato, poi al TG2 fino al 2015. Quindi un numero infinito di incontri, di liti e di interviste. Ecco, di liti, perché lui non era uno che le mandava a dire. Mai, assolutamente. Poi dopo tornava tranquillo e pacifico, il rapporto era meraviglioso, però quando diceva che avevi detto una cazzata, lo diceva chiaramente, cioè ti contestava il pezzo, ti contestava come avevi tagliato l'intervista, perché erano... e poi bisognava intervenire per riportarle nei tempi televisivi. Però il mio rapporto con lui è stato straordinario fino all'ultimo. Senti, ma diciamo così, lui quando faceva queste intemerate su Roma ladrona, sul Sud, sulla politica, era più che altro un'accusa contro le storture del paese, o c'era anche, diciamo, una certa dose di teatro per richiamare l'attenzione su un partito che piano piano stava crescendo nei consensi? Ottima domanda, perché è vero dei due elementi. Lui ha interpretato la intermediazione della Democrazia Cristiana dei partiti del pentapartito e diciamo voleva di più dallo Stato rispetto a quello che il Nord all'epoca aveva. Questo è vero. Poi la componente teatrale era straordinaria, lui era anche capace di inventare degli incredibili diversivi, dove però tutti gli andavano dietro e a giorni si parlava di diversivi e non della sostanza dei problemi. Io ricordo un caso abbastanza buffo: la prima volta che si propose una legge per Roma Capitale, Bossi si inventò le vice capitali, gli andarono dietro tutti per 15 giorni, segno che quel progetto qualche problemino l'aveva e lui
era riuscito a metterlo in luce. Poi io non credo che ci credesse, sinceramente, era una roba troppo astrusa, però ha funzionato benissimo come diversivo. Senti, ma quindi la secessione, l'idea del Parlamento del Nord e così via, che cos'erano? Beh, questo è un grande dilemma su cui non sono mai riuscito ad avere da lui una risposta vera. C'era veramente in quel momento, secondo me, una parte della Lega che voleva per davvero la Nord, perché riteneva che il Nord da solo potesse essere protagonista in Europa, però dall'altra parte lui alla fine amava la gente del Sud, la moglie siciliana, si è sempre trovato molto, molto bene con la gente del Sud, e poi c'era una quantità enorme di esponenti della Lega che avevano origini meridionali e condividevano le sue denunce rispetto alle storture che aveva lo Stato centralista, insomma. Senti, in che cosa lui è stato, diciamo, in che cosa lui ce l'ha fatta, è riuscito, e in che cosa invece avrebbe potuto dare di più o non ce l'ha fatta? È riuscito a imporre il tema del Nord e in qualche modo qualcosa si è mosso, per esempio a livello di infrastrutture. Non è riuscito purtroppo a fare alcun passo dal punto di vista istituzionale, cioè alla fine il federalismo non si è mosso di un granché. Qualcuno ha tentato a sinistra di portare via questa bandiera con la riforma del 2001 che è rimasta tutto la sua. Nella sua concretazione. Siamo un po' disturbati dal movimento del treno, però credo sia chiaro, insomma. Senti, Luciano, io smetto di disturbarti perché d'altronde tu sei al seguito del presidente Mattarella e stai lavorando, e quindi ti chiedo una cosa. Che cosa resta di lui nella politica italiana e soprattutto nella Lega? Questa una idealità di una politica al servizio del tempo. Io credo che questo rimanga perché Matteo Salvini è allievo di Umberto Bossi, quindi questa cosa non si può cancellare. E penso che proprio nel territorio, nelle istanze delle comunità locali, stia la specificità della Lega, e sia così anche oggi. Grazie. A voi. Di nuovo a te la linea, Antonino. Natalia, io voglio ringraziare molto l'amico Luciano che, voglio dire, di strada ne ha fatta tanta insieme a Umberto Bossi, lo ha accompagnato nel suo lavoro, e anche qui potete sentire una testimonianza, credo, di prima mano. Mi è arrivato un messaggio quest'oggi dall'amica Blanca Pricegno, lo sapete, lei è la coordinatrice di Airesven, l'associazione degli esuli venezuelani qui in Italia, e mi dice: gentilissimo Antonino, Airesven a te e attraverso te vuol far arrivare le nostre condoglianze alla Lega. Ricordiamo l'affermazione di Marco Pannella su di lui e Bossi come due animali politici, e noi aggiungiamo di alta caratura. Oggi Airesven ascolta il Nabucco e il Requiem di Mozart ed evoca O mia patria sull'incerto futuro del Venezuela come Bossi lo intendeva. Grazie. Quindi, come vedete, c'è anche chi lotta per un paese più giusto, per un paese libero, e non manca di sentire la voce, di sentire anche il richiamo, se volete, l'esempio di Umberto Bossi. Allora, noi andiamo avanti, 0292947222, se volete intervenire attraverso il telefono, oppure 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Nel frattempo direi che possiamo dare voce all'amico Giorgio Guido Lombardi. Giorgio Guido Lombardi. Ah no, abbiamo al telefono l'europarlamentare, nonché vice segretaria della Lega, Silvia Sardone. Buon pomeriggio Silvia. Ciao a tutti. Allora, è andato via Umberto Bossi, ma credo che lasci molto sia a livello personale che politico, o no?
Ma oggi tutta la Lega ha annullato gli impegni sul territorio, abbiamo cancellato i gazebo, gli eventi che avevamo proprio per onorare la sua morte e rappresentare il lutto che sta coinvolgendo tutto il movimento. Senza di lui non ci sarebbe stata la Lega, anche per quelli come me che sono entrati in partito quando lui non era più segretario federale. Senza di lui oggi non saremmo qui. Il suo era un messaggio forte di identità che attuato nel 2026 rispecchia tantissimo le nostre battaglie che continuiamo a portare avanti, a partire da quella contro l'islamizzazione dell'Europa e del nostro paese. Umberto Bossi fece un famoso discorso dicendo anche: guardate che l'Europa non è quella del sogno di De Gasperi e di Adenauer, ma è una realtà che ci manderà le leggi di bilancio attraverso il fax. Al tempo, alla fine degli anni 90, si usava ancora il fax e noi dovremo subirle. È stato un visionario da quel punto di vista, anche perché effettivamente oggi l'Europa dei popoli, l'Europa federale, quel disegno non si è mai compiuto ed effettivamente è più una matrigna che invia fax che si sono trasformati ovviamente poi in altri strumenti, ma che comunque vincola gli Stati membri spesso con metodi folli e motivazioni ideologiche. Silvia, la stessa domanda che ho posto a Massimiliano Fedriga. Qual è la prossima cosa che farà e il prossimo obiettivo che conquisterà e dirà: Umberto, questo è per te? Beh, la manifestazione del 18 aprile sicuramente è una manifestazione identitaria che coinvolgerà proprio la mia città, perché sarà a Milano in Piazza Duomo e sarà un importante momento per ricordare lui e le sue battaglie, che sono ancora le nostre. Ecco, un'ultima cosa: che cosa resta nella politica italiana di Umberto Bossi? Beh, sicuramente un modo di fare politica più vicino alla gente, il territorio, cioè resta il partito più antico in Parlamento, ma anche quello più territoriale. Resta la passione, restano i sostenitori, i militanti, non solo gli eletti, ma anche un'idea di identità, di indipendenza, di orgoglio delle origini. E meglio non si poteva dire. Grazie ancora. Grazie mille, grazie. Prego. E allora, questa era Silvia Sardone, vice segretario della Lega. Il telefono è sempre aperto, 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340-670-9659. Una battaglia, diciamo così, identitaria, una battaglia anche, se volete, di affermazione e di non farsi stritolare da quello che era il bel sogno, appunto, di Adenauer, De Gasperi e soci, e che purtroppo si è tradotto nella baronessa von der Leyen, ma questo è un altro paio di maniche. Natalia, facciamo una bella cosa, appunto, perché ieri, insomma, io ho ricevuto questo messaggio da Giorgio Guido Lombardi e stamattina abbiamo avuto modo di parlare di lui, del suo rapporto con Umberto Bossi, e credo sia una testimonianza di un Bossi dietro le quinte molto affettuosa, molto delicata. Per cui, se vuoi, Natalia, vai pure. Per chi ci segue attraverso il canale video potrà vedere anche le foto che il nostro Giorgio ci ha dato in esclusiva. Vai pure. Allora, con noi c'è Giorgio Guido Lombardi, voi lo sapete, spesso è ospite di Zoom, parliamo con lui di Trump, insomma, di cui è amico, però molti non sanno che Giorgio
era un amico di Umberto Bossi. Vi dico la verità, penso di poterlo rivelare nella confidenza e nell'amicizia. Ieri sera, quando è arrivata la notizia della morte di Umberto Bossi, Guido l'ho trovato veramente a terra, e sapete che lui ha sempre questo atteggiamento positivo, forte. Allora, come ti senti stamattina intanto e come hai conosciuto Umberto Bossi? Ho conosciuto Umberto Bossi addirittura nel lontanissimo 90. A quei tempi mio padre era ancora vivo, stava a Milano e mi ha detto: senti, la prossima volta che vieni ti devo presentare, questo qui è una persona veramente interessante, e dato che lui vuole fare il federalismo in Italia potrebbe essere buono, perché tu vivi negli Stati Uniti, conosci il sistema federale e magari potresti aiutarlo. La prossima volta che vado in Italia, forse sarà il 90-91, comunque in quei tempi lì, e me lo presenta e mi è venuto simpatico subito. Cioè, Bossi era uno che nel momento che ti parlava, non importa da che idee c'avevi, no? Però sapeva prenderti, no? Un vero proletario, no? L'uomo del popolo, no? Poi l'hanno visto tutti quanti lì con la canottiera, eccetera, ma è sempre stato, diciamo, una persona molto semplice. Io proprio adesso, mezz'ora fa, ero in taxi qui a Roma e così è venuto fuori Bossi, no? Mi dico sì, l'ho conosciuto, sono stato a casa sua. Ah sì, dico sì, c'era una casetta piccolina in campagna, e anche dopo 30-40 anni di politica non è mai diventato ricco. Cioè, dopo 40 anni sono andato a trovarlo, i mobili erano stessi, la casa la stessa, niente, la macchina quella del partito, niente, non ha mai. Per Bossi il fatto di prendere soldi era il peccato più grave. Se qualcuno del partito lo faceva era radiato subito. Ma è sempre stato veramente una persona di carattere. Senti, ma soprattutto qual era la cosa che più ti colpiva di lui? Perché Bossi è rimasto molto nella memoria collettiva, perché era uno che parlava molto fuori dai denti, era uno che non esitò. Per esempio, io mi ricordo quando ero ragazzo, quando lui andò ad Arcore da Berlusconi e si fecero fotografare, lui con la canottiera e Berlusconi con la camicia celeste, perché Berlusconi ci teneva molto, Bossi no. Oppure me lo ricordo sempre con questo mezzo toscano acceso in bocca, sempre pronto a infiammare le folle. Voi su che cosa eravate soprattutto d'accordo? Cosa vi univa di più? Diciamo che, a parte le maxi regioni di Miglio che poi dopo sono andate in disuso, e posso dire, non è che sono stato io, però io ho spinto, dico guarda, lascia fare le maxi regioni, è un casino dal punto di vista costituzionale. Facciamo il federalismo regionale, ogni regione ha statuto speciale, non solo la Sicilia, tutte quante, ognuno fa quello che vuole, più o meno. E infatti poi non solo Bossi, tutto il partito si rese conto che quella era l'idea più pragmatica per andare avanti col federalismo, e quindi l'idea di Miglio delle maxi regioni viene messa da parte. Però diciamo che è stato Bossi che ha sempre fatto tutto, no? Non è che. E poi a quei tempi c'erano le varie leghe, no? C'era la Lega Vinita, la Liga Vinata, c'è stata la Lega Lombarda, c'è stata qui, c'è stata la Lega Piemontese, e quindi il fatto di fare tutte le regioni a statuto speciale, o comunque il federalismo regionale, tanto per cominciare, è chiaro che andava bene a tutti quanti, no? E questa fu veramente l'idea geniale di Bossi. E poi questa, diciamo, lui parte, lo dicono tutti, lo sanno tutti, insomma, lui parte, diciamo, da posizioni abbastanza, non dico popolari, di più, cioè di sinistra proprio,
sia lui che Maroni erano molto attivi nella sinistra italiana, però il momento che si sono staccati e che naturalmente la sinistra li ha visti come un nemico, perché parlavano al popolo, parlavano ai proletari, parlavano alla gente che lavora, e quindi gli hanno fatto contro e loro sono andati avanti. A un certo punto c'è stato un momento in cui Bossi non era sicuro se andare al governo o no, però nel famoso, mi pare, 94 prese la decisione di andare al governo con Berlusconi e Fini. Durò poco, durò 6 mesi. Durante quel periodo Roberto Maroni, che a quel tempo diventò ministro degli interni, mi venne a trovare, perché io avevo aperto una sede della Lega Nord negli Stati Uniti, a New York, a Washington e anche in Canada, e mi venne a trovare a New York. Infatti c'è una foto con me, Bobo Maroni e Donald Trump a casa mia, parlo del 95, e da quel momento in poi siamo rimasti ancora più amici, perché si resero conto che comunque non ero l'ultimo arrivato, anche se venivo in Italia solo l'estate, li aiutavo, tutto quanto così, però da lontano. Dopodiché c'è stato il secondo governo Bossi-Berlusconi, che mi pare cominciò nel 99 o 2000 e durò più o meno 10 anni. E quindi diciamo che Bossi fu un alleato veramente fedele, nonostante ci fossero delle belle differenze abbastanza sostanziali, però tra lui e Berlusconi, che era un uomo d'affari, trovavano sempre la quadra, cioè sì, io voglio fare questo, magari facciamo un po' di qui, un po' di là, e andarono avanti benissimo. Infatti fu uno dei governi più lunghi, 10 anni mi pare. E purtroppo poi c'è avuto l'ictus e da quel momento in poi è stato tutto quanto molto difficile, però tutti quanti, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, tutti quanti adesso devono riconoscere che comunque lui è stato veramente una persona centrale nella storia degli ultimi governi italiani, e forse anche di più. Senti, che cosa resta di Umberto Bossi nella politica italiana? Quello che resta è, diciamo, questa vena di populismo senza dei rispecchi cosiddetti di nostalgia storica, anzi, e quindi un populismo molto più moderno, più attuale, un populismo che si vede anche, diciamo, da Orban alla Polonia, all'FPÖ austriaco, un pochettino nella destra di Marine Le Pen e sicuramente anche in Donald Trump. Se vogliamo, Donald Trump è un pochettino una specie di sintesi tra Bossi e Berlusconi, l'uomo d'affari che però diventerà anche un populista, cioè è un populista. E quindi riesce a parlare il linguaggio del popolo, magari dice pure le parolacce come le diceva Bossi. Sì, è vero, non ci avevo mai fatto caso, in effetti sì, è una specie di sintesi tra i due, è vero. Sì, molto simile. Sì, Trump non c'ha il sigaro, non beve, però ogni tanto è un po' come Bossi, sempre come Berlusconi, sempre con la cravatta, no? Sempre acchittato, sempre Mr. Gentleman, però ogni tanto dice parolacce, chiama gli altri, soprattutto i giornalisti, con tutti i modi non proprio tanto, diciamo, belli. Senti, ci vogliamo lasciare con un sorriso, una cosa allegra che tu ricordi di Umberto Bossi? Guarda, una cosa che è bella era che era una persona che era veramente dedicato alla Padania. Per lui la Padania, lui diceva, è la mia bambina, questa io la faccio nascere, la faccio crescere. Ha sacrificato tutto, moglie, figli, salute, tutto, per la Padania, per
l'Italia, nel senso dal punto di vista suo. Io mi ricordo che ogni tanto lo seguivo, soprattutto d'estate quando faceva i comizi, e magari le 11 di mattina veniva fuori, cominciava ad andare qui a parlare, le riunioni, qui il sindaco del paesino, questo, quest'altro, andava avanti, poi dopo alle 9 c'era il comizio, no? Nella piazza principale del paesino, dove si mangiava anche la porchetta, oppure ci stava la polenta, eccetera, eccetera, le salsicce. Cominciava a parlare magari un pochettino tardi, doveva cominciare alle 9, invece cominciava sempre un po' più tardi. E parlava fino alle 11, mezzanotte, tutti lì che mezzi addormentati, però stavano sempre a sentire. A mezzanotte non è che finiva, a mezzanotte lui andava a sedersi lì al tavolo principale e gli portavano la stessa porchetta, le stesse salsicce, la stessa polenta che avevano servito a tutti gli altri, e mangiava e chiacchierava di nuovo con il sindaco, il vice sindaco, con l'assessore comunale, eccetera, eccetera, fino alle 2, le 3. Perché nel frattempo tutti quelli che erano ancora lì, che magari all'inizio erano 5.000, ne erano rimasti 2.000, andavano lì, capo mi firmi il coso, mi firmi il fazzoletto, mi firmi la maglietta qui sulla testa. E lui faceva i favori a tutti quanti. Alle 2:30, 3, ok? E io stavo lì perché gli dovevo parlare, dovevo aspettare. Alle 2:30, 3, non è che andava a casa, lui andava, tutti erano andati via, pure i sindaci e tutti gli altri. Andava nelle cucine dove stavano ancora a pulire, perché avevano fatto la festa per 5.000 persone. E c'erano tutte queste belle signore, io... abbracci, baci, queste signore di 50 anni, 60 anni, e lui se la godeva da morire. Naturalmente queste erano come pazze. Alle 3, 3:30, le 4. Alle 4 fuori dalla cucina, usciva dalla cucina, ci stavano ancora i ragazzini, quelli di 18 anni, 17, 16, che erano rimasti lì perché c'era un pochettino di musica, ballavano, era il sabato sera e quindi c'era ancora qualche ragazzino. E ancora lì alle 4 di mattina parlava con i ragazzini, che poi non ci capivano niente di quello che diceva, però erano tutti contenti. Alle 4:30, 5 si prendeva la macchina, e a 200 all'ora c'era la macchina dei carabinieri davanti, la scorta, quella di Bossi, e poi dopo dietro c'ero io. A 200 all'ora dal paesino per andare e ritornare fino a Gemmonio, lì vicino a Varese. Alle 5 si arrivava lì a Varese, perché gli dovevo parlare a quattro occhi. Certo. Ma ti credi che potevo... No, perché alle 5 di mattina davanti a casa sua c'erano 4, 5, 6 macchine, a seconda di quello che era successo della settimana, di giornalisti che l'aspettavano alle 5 di mattina. Lui entrava, gente che aveva scritto delle porcherie inammissibili, delle bugie totali, gente che aveva scritto tutto e di più contro di lui. Ciao, come stai? Umberto, venite. Li faceva entrare a casa sua, una piccolina casetta di campagna, nel salone da pranzo. Cioè, il salone da pranzo stava giù con la cucina e sopra ci stavano le camere da letto, tutto lì. Li faceva entrare, gli dava da bere, cosa vuoi, il whisky, il cognac, gli dava da bere a tutti quanti, rispondeva alle domande che erano trabocchetto, però lui riusciva comunque a rispondere bene. Sì. Questi scrivevano dalle 5 fino alle 6, dopodiché li mandava fuori. Alle 6 di mattina finalmente riuscivo a dirgli 4 parole, ma proprio 4, 5 minuti, perché non è che non gli dovevo dire niente, no, perché lui voleva sapere, ma che dicono negli Stati Uniti, che dicono gli americani. Umberto, dicono così.
così, ma che fanno? Fanno così così. E che faranno? Faranno così così così. Ah, ok, va bene, ciao. 5 minuti. Però era l'unico momento per parlarci a quattro occhi. Alle 6 uscivo di lì, me ne tornavo in albergo, lui andava a dormire, la mattina lui ricominciava tutto. Ma per lui era sempre così. Cioè, un uomo che veramente aveva dedicato la sua vita completamente al partito, completamente a questa idea del federalismo, un uomo eccezionale, molto 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 onesto, nonostante gente abbia detto stupidaggini, non ha mai preso una lira, è morto lì nella casetta che c'era lì da 50 anni. Giorgio, io ti voglio ringraziare del tuo tempo, veramente una bella testimonianza, grazie ancora. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vai col Pollino. Vabbè, sentiamo questa canzone del Pollino. No, dai, per risentire, ma diversa da quella che facevo. Visto che siamo all'osteria, ci canti il Pollino. Vai col bollino. Vai col bollino. Se gambe di allora i barbè che a fa la barba nel suo mestiere alla mattina quando le vence ciappa nel penel e se il mette in qua 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 fa l'occhietta e chi fa il galletto e di noi che cosa sarà che vuoi profilare? La maniera esatta detta per dare un momento di ambiente. La seconda strofa la canti te. Va bene. Caffone di maleducati. La fai te quella lì? Falla te. Io già falla. Se gambe di Tusanet che a fa la fibiale tutti so marchet alla mattina quando le vensu stringe la fibia e slarge vai qua 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 fa l'occhetta che fa il galletto e di noi che cosa sarà prima metterci per mese. Siete solista qua! Scusa, la terza strofa la fai te? Ma per un momento. La fai te o no la terza strofa? Per un momento. Ti non sai che la strofetta, ti parlavi di Tusanette, la strofetta di Giuino. La sapete? La fai tu la terza È strofa? buona questa qui. La fai tu la terza strofa? Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, questi erano i Gufi, molti di voi li avranno riconosciuti, Seganda D del 1981. Ci piace ricordare anche la musica popolare, la musica regionale. Umberto Bossi era, mi verrebbe da dire, per citare, perché in realtà l'espressione Padania non è un'espressione che appartiene alla Lega, è un'espressione che è stata inventata da Gianni Brera. Gianni Brera diceva: io mi sono scoperto figlio del Po, padano di Riva e di Golena. Umberto Bossi probabilmente Umberto non era nato vicino al Po, però certo lo si può tranquillamente definire anche per l'attraversamento che fece nel 1997, lo ricorderete, l'acqua del Po presa con l'ampolla al Monviso e poi versata in acqua a Venezia. Lo si può anche egli definire padano di Riva e di Golena e anche egli figlio del Po. E questo concetto appunto di Padania, il buon Juan, il gran Juan, come lo chiamava Arpino nel romanzo Azzurro Tenebra, e anche, se volete, un certo modo di pensare, un certo modo di essere nel nord Italia, quel nord Italia appunto semplice, che si alza, che lavora duro, che ride di cose semplici, come cose semplici erano queste dei Gufi, le canzoni dei Gufi, la loro comicità, o prima ancora le canzoni della Ligera, della Mala Meneghina, tipo Porta Romana, tipo l'ascolteremo più avanti, Ornella Vanoni, Hanno ammazzati il Mario e così via.
tutto un mondo che ha una sua identità, indiscutibilmente, una sua innegabile identità che, se volete, ma questo è un discorso che si può fare anche di tutta l'Italia, è stata in un certo senso ottusa dalla televisione, ottusa da una certa lotta ai dialetti, al dialettismo e così via. Prima l'Italia era l'Italia delle tante città, delle tante contrade, era l'Italia dei dialetti, appunto, non era solo l'Italia delle varie regioni. E anche questo, in fondo, se volete, è un tema culturale, oltre che sociale, che è stato portato avanti dalla Lega di Umberto Bossi. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Scusate. Vediamo se riusciamo a entrare in contatto con il ministro Roberto Calderoli, anche se naturalmente oggi la giornata è quella che è e non credo che molti abbiano voglia di parlare. In ogni caso, scusate, in ogni caso, vistosi l'orario, io direi, cara Natalia, di dare ancora una volta la parola a Umberto Bossi. Ascoltiamo un suo discorso del lontano 2010 e poi ci ritroviamo con Davide Van des Fross, il figlio di Guglielmo Tell, pezzo del 1999. Vai pure, Natalia. Signori, abbiamo con noi il grande Umberto Bossi. E vai, forza Lega, vieni qua, siediti. Siediti, dai, fai un salutino, almeno un salutino. C'è un'altra cuffia? Siediti. Grande, come stai? Dai, vuoi dire... C'è una cuffia al volo? Ecco, intanto metti questa. Ma di cosa stai parlando? Di musica, di Shigera. Shigera c'è chi dice che... Shigera c'è chi dice che in milanese la si chiama nebbia. Nebbia. E invece la Shigera è il dialetto di Monza. Tu invece... Allora, che sorpresa mi fai? Mi vuoi far venire di punto in bianco? No, la Shigera è la nebbia. La Shigera è la nebbia. A Milano, in tutto il milanese. Si dice Shigera? Shigera. Ecco, noi la chiamavamo la nebbia. Vabbè. Adesso non eravamo così colti di sapere. Adesso il dialetto è diventato una lingua, ragazzi. È sempre stata una lingua. Come stai? Ma che bello. L'ultima persona che pensavo di vedere eri proprio tu. Ragazzi, se volete chiamare e dire qualche... e picchiare Umberto Bossi per tutte le cose belle che sta facendo, siamo in diretta. Abbiamo un culo. Abbiamo un culo. Beh, dai, c'è qualche novità? Ho sentito tra l'altro che... Ah no, ma questa non è una cosa... Tutto bene, tutto a posto, tutto ok. Sono rimasti secchi, non c'è una telefonata. Abbiamo Umberto Bossi, non è uno scherzo, non è un pesce d'aprile. C'è qualcuno? Ja. Chi sei? Ich bin Helmut. Helmut, ti passo Ja. Umberto. Ah, c'è grande capo. C'è mamma grande mia. capo qua vicino a me. Questa cosa ho avuto una fortuna che io volevo anche avere lui come fotografia con sua dedica, no? Allora il Dario poi me la porta perché lui è sempre che fa in giro per i manifesti della Lega lì a Verona. Ti farò mandare una foto sua. Ho capito, allora io dico grande signor Bossi, molto grande e tanti auguri perché questa cosa venga anche verso di noi con la Padania che facciamo fratelli di voi, anche noi abbiamo avuto fortuna con quelli là che ci hanno dato l'autonomia, no? Allora io ringrazio tutto e che fortuna ho avuto, mi viene quasi da piangere perché non ho mai sentito questa. Grazie Gabriella, grazie. Io Ma figurati, grazie, io non sapevo, non me l'aspettavo. Grazie a te, Elmo. Ciao, grande signor Umberto, ciao. grande. Sai che per lui questo signore che abita sul Tirolo, per sentire la nostra radio, mette un'antenna sul pino con una molla perché quando c'è il vento l'antenna rimanga attaccata al pino. Poi gli avevano segato il pino, era disperato perché non riusciva più a sentire Radio Padania. Figurati che emozione avrà avuto adesso sentire che c'eri tu. Abbiamo altre due chiamate. Pronto? 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 Sì. Sono Gigi da Torino.
Ti passo, dimmi, parla pure con Umberto, io faccio la tramite, ma è qua seduto vicino a me. Grazie. Pronto Umberto? Pronto, sì, Sono Gigi da Torino, noi ci siamo visti tantissime volte, dal Monviso a Torino e tutto quanto, insomma, e anche alle riunioni della Lega lì a Pontida, eccetera, eccetera. Comunque io ti faccio un salutone enorme e ti ringrazio per le cose che siamo riusciti a fare in questi ultimi mesi qua, che sono la fine del mondo. Ti ringrazio tantissimo. Torino l'abbiamo preso. Sì, grande cosa. Sono completamente emozionato. Comunque, saluti Umberto, ciao. Buone cose a tutti. Cotta è stata una grande vittoria. Sono stati alzati tutti tutta la notte per vedere un votino. Mi sa che qualcosa non funzionava molto bene, ma però alla fine ce l'ha fatta ed è stato poi molto bravo. Sì, immaginavo che ce l'avrebbe fatta. Sì, tu l'avevi detto subito, Cotta ce l'ha fatta, tu lo dici, le cose le dici molto tempo prima. Vabbè, non molto tempo. Un'altra chiamata. Pronto? Sì. Pronto. Sì, sono Adriana di Montebelluna, in provincia di Treviso, Padania libera e più presto. Mai come in questi giorni ho pensato ad Umberto proprio, perché mi ricordo all'Anzago di Sidea, la missa di qualche anno fa all'Anzago di Sidea, quando avevo perso proprio Montebelluna, io che sono sempre in prima linea per la Padania, avevamo perso ed ero demoralizzata della quarta. E Umberto mi disse: vedrai il popolo come si sveglierà, vedrai il popolo. Io, a dirti la verità, ci credevo poco, perché ero proprio giù di corda. Adesso in questi giorni lo sto vedendo proprio, así che penso proprio che una volta che il popolo si è svegliato non abbiamo più paura di nessuno. Ciao Umberto, buona Padania, viva la Lega, ciao. Un'altra chiamata, chi sei? Ciao Umberto. Ciao. Alfredo da Bellusco. Ciao Alfredo. Hotel Spiaggia di Alassio una settimana insieme con mia moglie e mia nipotina, ti ricordi? Sì. Bravo, ascoltami, dal Colnago sono 5 minuti, dillo a Barcella, gira il volante in verso Bellusco. E vai a fare il pieno da lui. E anche tutto pronto per la tua visita, tutto. Quando sei vicino, salta dentro, gli ho dato il biglietto al Barcella. Comunque, ma quello così sì. che di venire quando non ci sono io, perché avrei lì qualche segretario carino, no? Tutte le ragazze che ti aspettano. Dai, coraggio e sempre forti, sempre in alto la penna. Vai Umberto, ciao, grazie. Ciao. Un'altra chiamata? Pronto? Un'altra chiamata, l'hai detto. Ma dai Umberto, un'altra chiamata. Parla chiaro. Pronto? Ciao. Ciao, buona Padania, sono Angelo da Brescia. Ciao. Volevo solo fare gli auguri al nostro grande senatore, al nostro condottiero. Vai avanti così che ti vogliamo tutti sempre più bene. È il numero uno. Il numero uno di più. Number one. A Brescia, Bossi a Brescia, è come San Gennaro per Napoli. Comunque, buona Padania e sprofondi Roma, avanti così, forza. Ciao, senatore. Ciao. Un'altra chiamata? Chi sei? Buongiorno, mi chiamo Rino. Da dove? Io chiamo da Rovereto. Rovereto. L'accento si fa capire che sono un Gennaro napoletano, a proposito di San Gennaro. E sono un leghista, ma leghista convinto, perché l'unica persona che mi ispira onestà è il senatore Bossi. Basta, bravo. Non c'è altro. Grazie. Purtroppo non riesco a vedere, dico purtroppo perché magari ce ne fossero di più, ma non ce ne sono. E quindi io sono convinto che ho fatto la scelta giusta da un bel po' di tempo. Vabbè, ciao. Un'altra? Pronto? Chi ciao, sei? Ciao Gabriella. Ciao, dimmi, chi sei? Ciao, sono Francesco da Rona. Ciao Francesco, te lo passo, Ciao, il grande. Grande Umbertone. Arona. Ma noi ci conosciamo anche di persona e ti aspettiamo qua presto, perché qua adesso c'è sul nostro sindaco, Gusmeroli. Mi raccomando, vieni giù a trovarci, che da fare la batterada. Tanto te a Rona la conosci molto bene, vero? Sì. È bellissima Rona, tra l'altro. Sono venuto tante volte a San Carlo. A San Carlo. San Carlo. Bisogna mettere sulla bandiera della Padania sopra San Carlo. Ce la ma sai, anni fa l'avevano già messa, Anni fa. Davvero? Ecco, bisogna farlo. Bravi. Allora Umberto, ti saluto tanto,
siamo visti poco tempo fa a Novara, ti avevo detto che Arona ti stava vicino alla Lega, e Arona ha risposto veramente alla grande col sindaco e col Cota. Forza Lega e viva l'Umbertore. Ciao, E bravi ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un'altra, chi sei? Pronto? Allô? Je suis Catherine Deneuve. È cascata. Le burlata Joe. Chi sei? Non mi picchiare. Chi sei? Pronto? 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 Pronto. Chi sei? Tocca a me? Sì, tocca a te. Sì, perfetto. Volevo semplicemente salutare il nostro grande Umberto Bossi. Di chi sei? Da dove chiami? Brunetta da Mantova. Ah, così, non ti avevo riconosciuto, ho cambiato Siccome cuffia. Mantova è una città particolare, ti ho tenuto a telefonare per ringraziare il nostro grande Bossi. Sono commossa. Grazie Umberto. Io mi ricordo quando andavo a Mantova, all'inizio della Lega, di solito mi davano il palco per fare i comizi alle 2 del pomeriggio, quando la gente non c'era. Certo. Però io andavo giù lo stesso a fare il comizi, sapendo, immaginando che la voce sarebbe passata. E un bel giorno avrei visto la piazza piena, un bel giorno di Amato, c'era un teatro pieno di gente, la voce è passata. Anche se Quest'anno è stato proprio una bella, proprio stata espugnata, perché veramente non era facile, Non era facile. Avremo un'altra chiamata. Chi sei? Pronto? 2, anzi. C'è il pieno, ragazzo. Chi sei? Pronto? Pronto, buonasera, sono Pietro d'Imperia. Imperia. Senatore, è un onore poter fare tanti auguri. Ciao, Noi siamo ragazzi. leghisti in famiglia dal 92 o giù di lì, adesso il numero degli anni mi si perde, ma è veramente con tanto entusiasmo che votiamo per lei. Sei un fiorvivaista tu. L'abbiamo vista Diana Marina quando poi dopo un po' di tempo è venuto giù a farci la cortesia di venirci a trovare, e insomma siamo tutti fiduciosi in tutto quello che lei fa, delle sue capacità che si dimostrano ogni giorno più realiste di quello che non si pensava potessero farsi, costruirsi. La ringrazio, sono commosso un po' e ancora tante grazie per tutto quello che sta facendo. Grazie. Grazie, è poco, sempre. Continua a parlare. Un'altra chiamata, chi sei? Pronto? Pronto? Sì, chi sei? Sono Carla da Collegno, provincia di Torino. Te lo passo il grande. Ciao Umberto. Collegno. Io sono quella signora che all'ultimo nazionale di settembre a Torino ti aveva chiesto di trovarmi una cameretta nella tua casa assieme alla Rosi Mauro. Non so se ti ricordi, comunque sono felicissima di sentirti. Mia casa ho la moglie gelosa e ci butta fuori tutte e due. Senti, comunque sono felicissima, ti ringrazio sempre tantissimo per tutto quello che fai e dai, e ce l'abbiamo fatta mandare Cota in regione. Hai visto? Ti ringrazio molto e spero di poterti abbracciare presto. Ecco, cercate di sostenerlo. Grazie di tutto, arrivederci. Anche tu Gabriella sei bravissima. Ma grazie, figurati, ciao. non è merito mio, ma mi è capitato così come un grande regalo. No, per te è più bella perché è di persona. Grazie. Un'altra chiamata, chi sei? Pronto? Sono Lorenzo da Cologno, buongiorno, buona Padania e grandi saluti al nostro grande fratello. Grande fratello nel senso che... Ciao, Cologno. Cologno, sì. E io ho la moglie purtroppo che è innamorata di lei, Umberto. Non è la sola. È una cosa allucinante, vabbè. So solo che lei Politicamente parlando. È riuscito a convincere, oltre a quei 4 politicanti che abbiamo, anche il diavolo, perché è riuscito a salvarsi. Solo lei poteva fare queste cose e ringraziamo Dio di averla aiutata. L'unica cosa che adesso temo è il colpo di coda dei serpenti che abbiamo adesso. Non faccio nomi, però lo sa benissimo. Bisogna stare attenti perché la testa, però la coda è sempre viva e vegeta. Saluto Umbertone, ci vediamo. Ciao. Un'altra, sei? Pronto? Pronto? Chi sei? Buongiorno, sono Emilia della provincia di Vicenza. Ti passo Umberto. Volevo salutare Bossi, volevo chiedere a Bossi, no? Se la situazione lì di Fini, cioè se non sarebbe bene che Berlusconi mandasse via Fini, perché io penso che altrimenti non si riuscirà mai a fare niente. Cioè, con questa situazione che c'è lì, io penso che ce la facciamo. Sono staccati. No, ho capito, ma ho paura che quelli lì faranno di tutto per disturbare perché non vengano fatte le riforme. Sì. Io penso che ce la facciamo, anche se il problema di Fine è che i voti li piglia al sud
e quindi il sud vuole, è difficile stare al nord, un piede al nord e un piede al sud, perché il sud vuole, logicamente vuole finanziamenti, quindi i soldi vengono dal nord, quindi se vuoi aiutare il sud devi portare via soldi al nord, logicamente il nord non è così contento. E quindi è chiaro che ci sono delle difficoltà momentanee. Secondo me Berlusconi alla fine riuscirà a tenere, pur tenendo, a tenersi i fini e a riuscire a farsi passare il federalismo, a darsi i voti per il federalismo. Non disperare subito. Io ci credo. Prima non buttiamo le armi. Sì, poi se no facciamo il gioco degli altri, no? No, facciamo il nostro gioco. Appunto. Facciamo il gioco del nord. Uniti si va, se no cominciano i casini. Un'altra chiamata, chi sei? Altre due. Chi sei? Pronto? Pronto? Pronto, chi sei? Pronto, sono Alfredo, venditrice Milano. Umberto, scusa, mi ha bruciato un po' la domanda che ti volevo fare inerente a quello che hai appena risposto. Seriamente, è pericoloso, Fini? Grazie, ciao. È tutto pericoloso quando devi fare dei cambiamenti importanti come il federalismo. Non vorresti che ci fossero queste cose, le liti, le discussioni. E lì però la cosa è inevitabile che certe cose scoppiassero. Io sono convinto che comunque noi riusciremo a fare quello che dobbiamo fare. Non so se il figlio riuscirà a ottenere quello che vuole ottenere, però quelle sono cose che guarderà lui. Noi guardiamo alle riforme del nostro federalismo. Sono convinto che lo portiamo a casa. Sicuramente. Tu ce la farai. Solo tu lo puoi fare, perché abbiamo 2 telefonate ancora da sentire. Chi sei? Pronto? Sto scherzando. Pronto? Sono io? Sì, sei tu, chi sei? Sono Marco da Bologna. Benissimo. Volevo fare un saluto a un senatore, Roberto Bossi, da parte mia e da parte di tutta Bologna. Grazie e ciao, buona Marco. Padania. E forza Bologna, che anche voi state andando bene, vi raccomando. Tenete duro e poi non fatevi scappare niente. Anzi, un'altra chiamata, chi sei? Pronto? Sono padani. Pronto? Sì, però anche loro erano rossi mica da ridere. Chi sei? Sono Gianfranco da Genova. Da Genova? Da Genova. In realtà avevo chiamato, ho capito adesso che c'era Bossi, avevo chiamato per una dedica musicale, però la farò un'altra volta, no? Allora ne approfitto per dire 2 cose. Una, che pur essendo un elettore di sinistra, diciamo che ho una certa ammirazione, pur non condividendo nulla di quello che penso, per la forza, comunque la passione che Bossi mette nel suo messaggio e nella sua missione. E poi vi voglio dire una cosa, ai bambini di Adro la pasta asciutta gliela diamo lo stesso, anche se i genitori sono un po' birichini. Bravo, grazie. Anche se cammini da lei. Ma non ho mai lasciato morire di fame nessuno, assolutamente. No, però era venuta una cosa. Sì, ma era strumentale abbastanza, perché insomma, però insomma devono... No, quella roba lì infatti ha fatto muovere, ho visto che tutta la Lega si è mossa a favore dei ragazzi, se i genitori non possono pagare, figurati con tutti i soldi che crea il vedo col lavoro, se è possibile non dare a dei ragazzi da mangiare, scherziamo. Appunto. Vabbè, abbiamo una chiamata, chi sei? Pronto? Chi sei? Pronto? 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 Forza Bossi, Carla da Torino, tieni duro, che vogliamo più è duro, Carla, è duro. Ancora sono le Aquile, ne vogliamo ancora più su Aquile. Auguri. Ciao Carla. Ciao. Vuoi andare? Sì. Allora, i miei amici che mi aspettano. Ok, allora io ti ringrazio tantissimo. Era già andata quella di Rocky? L'avevamo già mandata? E allora io stavo mandando una bellissima canzone un brano di Rocky del film, no? Perché mi sembra proprio bello da dedicare a tutti questi nostri militanti che hanno lavorato parecchio per far sì che sia il Piemonte, sia Mantova diventasse un po' più verde, ok? Noi salutiamo il nostro grande Umberto, mi ha fatto un piacere immenso averti qui, è stata una grandiosa sorpresa. Bacini, bacetti, baciotti. Devo fare una domanda. Dimmi. Qualcuno deve fare una domanda?
Non lo so. Che disco è? Questo. Ah, te l'hai già dato. Sì, è bellissimo. Bellissimo. L'ho già mandato, sì. Ecco, volevi mettere una di quelle? Soffia forte il vento del nord? Quella? Dai, allora mettiamo per quella lì. Soffia forte il vento del nord. Per Umberto Bossi e per tutti cambiamo musica, perché l'ho mandata la settimana scorsa per quello. Sono bravi questi ragazzi, veramente. Vai, Lena su come una presa in provincia de Varese e pian pian le tre girate del paese. In 2 pochi se fa nel mas per poter vive e paga i tassi e tutti alter pensano solo a lamentarsi. Con la mafia al suo disinghero e poi anche i clandestini, te puoi immaginare qual era il nostro destino. Ma ad un tratto una buffata d'aria fresca su di noi, anche se ormai che sperava più nessuno. Soffia forte, vento del nord, le rivadri sei torto, e tu quel che ben spera le tre diventa realtà. Ma tu quel che si lamenta perché che è un ventilatore, in rabbia perché la spina l'amica misa dentro loro. Dopo ultra 50 anni, con guerra che dura un anno e con legge che ha mai portato un risultato, Fera Caino che massa un nome, dentro che roba un po' per avere la giustizia ormai è un sogno. E il mio figlio e il mio dispessa parte la mia coscienza adesso, dimon sul motivo che gu per resta onesto. L'ancapi anche quei sbarca che se per caso in arresta, verranno dal suo paese a far processare. Soffia forte il vento del nord, soffia sempre più se forte, e tu quel che avevi per alta realtà, ma tu quel che criticava e ne ha di tutti i colori, in rabbia perché l'idea che la minga vedo da loro. Purtroppo mi dispiace, sarei andata avanti fino a mezzanotte con mio Umbertino qua di fianco. Eravamo dentro nell'acquario, diciamo così. È stata una grande sorpresa, un grande piacere. Io vi lascio, è inutile che metta la sigla, vi lascio con questa bellissima canzone, visto che piace tanto a Umberto ed è veramente bella. E bravi questi ragazzi che l'hanno costruita, diciamo così, sia musica e parole, eccetera. Io vi do un immenso abbraccio a tutti, sono emozionatissima, vi voglio bene. Vi risentite la replica che va Guido a 19:30 di nuovo? Non è alle 20? Avete spostato di nuovo? Alle 20? Alle 20 così vi riascoltate il vostro Umberto, le nostre, che bello, sono troppo felice, vi voglio bene. Ciao a tutti, buona Padania a tutti, dalla vostra Gabriella Monti, ciao! Non mi se sa, è una gran bella realtà, finalmente adesso avrei chi pagherà. Per gli sprechi, l'immondizia, notte bianca e sanità, chi va sotto per lui si arrangerà. Che il venchile esci potente e quando il passa tra la gente spassa via tutti i virus e accidenti. Le entra in un ospedale, la guarì tutti statali, chi in cursivita lavorare conosce. Soffia forte il vento del nord, soffia sempre più se forte, e tu quel che avevi spera le tre diventa realtà, ma tu quel che criticava e ne andide tutti i colori, in rabbia perché l'idea che la minga vedo loro. De pesaria che lo Stato e più scusa il nostro papà, che col suo esempio gli aveva svelto l'onestà. Tan severo manca da pure mai ruina nessuno, e lui per primo rispetta il legge che fa per noi. Ma trovai l'aderle difficile, lui allora per fa presto, la pensa vende e fa pagare tutta gli onesti. E tratta come dipendenti in inferiore tra noi due, e se dimentica che il dipendente è lui. Soffia forte il vento del nord, soffia sempre più se forte, e tu quel che avevi spera ormai le diventa realtà,
tutti quelli che criticava in andi di tutti i colori, in rabbia perché l'idea che la minga più da loro. Soffia forte il vento del nord, soffia sempre più se forte, e tu quel che mi spera ormai le diventa realtà. Ma tutti quelli che criticava in andi di tutti i colori, in rabbia perché l'idea che la perché l'idea che la minga più da loro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Del Guglielmo Tell, che l'era un gran nome, però de me il gente i se ricorda neanche al nome, e pensa che se di me quel figlio con la poma in sulla crappa, e potevi me a tremare e pregavi sperem che la ciappa. E i genti me guardavano tutti, e me guardavano giù dalla finestra, e gli occhi me puntavano tutti, ma me guardavi la palestra. Dai papà, proviamo almeno con l'anguria. Non dubitar di me, figlio mio, lo sai che divento una furia. Dai papà, proviamo almeno col melone. No, non si può, figlio mio, tu lo sai. E poi non è neanche la stagione. Dai papà, proviamo almeno col pompelmo. Non temere, figliuolo, tuo papà si chiama Guglielmo. Però le mie tan belle. A te la linea, Antonino. Oh, grazie Natalia, alle 16, 7 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per ricordare Umberto Bossi. Avete ascoltato tra l'altro prima uno spezzone con la nostra Gabriella Monti del 2010, ora avete ascoltato Davide Van der Spross, il figlio di Guglielmo Tell, anno 1999, e abbiamo una testimone di eccezione che è la nostra Laura Ravetta al telefono. Ciao Laura. Ciao Antonino, grazie per l'eccezione. Mi fa piacere. Tu ci hai fatto un governo insieme ad Umberto Bossi, o sbaglio? Sì. E poi soprattutto ho avuto l'onore, la fortuna, per ragioni logistiche, di rientrare praticamente quasi tutte le settimane con lui, che era ministro, e Tremonti, che era ministro. Io all'epoca ero sottosegretario, e eravamo insieme in aereo sempre, molto spesso, e questo mi consentiva di ascoltare i loro discorsi politici, economici, e c'era da imparare. Ecco, io infatti l'ho anche scritto in un post, era una mente, l'avranno detto tutti, ma insomma particolarmente geniale. Ma che tipo era, umanamente parlando? Perché, allora, per esempio, che io, sai, sono un po' la meno titolata, no? Perché adesso è vero che ormai sono 6 anni e mezzo che sono in Lega, però c'è chi tra i miei colleghi lo conosce da 30 anni. Però io l'ho visto tantissime volte, perché lui e Berlusconi avevano un rapporto molto stretto, molto franco e molto rispettoso, e quindi io ho incontrato più volte Umberto quando veniva a Grazioli da Silvio, quando Silvio lo riceveva,
e c'erano due caratteristiche secondo me fondamentali nel rapporto tra i due. Loro avevano due visioni del partito francamente quasi opposte, no? Cioè per Berlusconi il partito era esclusivamente il voto d'opinione, la narrazione, la proposta, entrambe le visioni sono naturalmente alte, non ce n'è una migliore dell'altra, però per dire come erano distanti dal punto di vista dell'organizzazione partitica, no? Berlusconi era un movimentista, credeva nel movimentismo e aveva un po' una distacco rispetto ai partiti organizzati. Bossi invece è stato colui che, a me piace dire, ha creato un popolo, no? Prima ancora di guidarlo lui l'ha creato e l'ha creato partendo dai territori. Quindi se ci pensi erano due personaggi con una visione perlomeno organizzativa della vita politica molto differente. Ma proprio perché c'era rispetto, Berlusconi a Bossi era l'unico cui riconosceva questa capacità. Quindi quello che succedeva è che anche se Berlusconi aveva il 30%, per essere chiari gli stessi numeri che ha oggi la Meloni, non è che va a discutere delle presidenze di regioni, dava per scontato che le avrebbe avute tutte l'Umberto, perché riconosceva all'Umberto più capacità di amministrazione territoriale e organizzativa. Questo secondo me rendeva grande Berlusconi, ma sanciva anche la grandezza dell'Umberto, perché di fatto non è che stavano a dire guarda io c'ho il 30, tu c'hai l'8, c'hai il 9, no, era semplicemente una questione di rispetto reciproco sulle competenze. Certo, e poi voglio dire, stiamo parlando di due personalità molto forti tra di loro che si sono trovate anche in situazioni anche di contrapposizione e così via. Certo. Però mi pare di capire che ci sia stato sempre un rispetto tra i due. Malgrado certe intemerate dell'uno e dell'altro. Io sono entrata in Forza Italia nel 2006, quindi diciamo che io sono entrata già in un periodo storico dove i due erano più che amici. Quindi io non ho vissuto, diciamo, la parte di tensione, però se me lo chiedi non ho mai sentito Berlusconi dire una parola, anche solo lievemente critica di Bossi, solo parole di ammirazione. Però niente di meno. Quindi, cioè, lo stimava proprio, c'era proprio una stima sincera. Sì, vabbè, ma non poteva essere altrimenti. Ricordi Antonino quando la Lega aveva la Lombardia, aveva il Veneto, aveva diciamo tutto il nord, addirittura Berlusconi fu il primo che volle la presidenza della Lombardia, il candidato della Lega anche in Piemonte, e ti assicuro che c'erano molte resistenze all'interno del mio precedente partito su questo, eppure Berlusconi riconosceva la capacità degli amministratori della Lega e la capacità di Bossi di mandare avanti le macchine regionali. Quindi anche se obiettivamente i numeri della Lega rispetto a quelli di Forza Italia non è che giustificassero proprio avere tutte e tre le regioni più importanti del nord, invece agli occhi di Berlusconi questa cosa era giustificata. Ripeto, un principio che oggi non è applicato, siamo d'accordo? Certo, decisamente. Cioè, Senti se Laura, oggi ma fossimo ancora in quel momento, cioè anche la Lombardia dovrebbe tornare alla Lega. Sai che io poi sono molto schietta e dico le cose, no? lo so, come lo le so. penso. Ecco, e questa era l'intesa, il rispetto che c'era tra i due, che ti portava a superare qualunque conta di consenso politico. Ecco, erano Senti, due ma pari. sì, esatto, è proprio questo il punto, trattare da pari, Esatto, trattavano da pari. Anche E perché dice molto Berlusconi, dell'uno e dell'altro. sì, anche perché a Berlusconi non sfuggiva che per quanto un partito alleato possa essere più piccolo, è fondamentale per vincere. Quindi voglio dire, gli alleati li teneva ben vicini, perché era consapevole che si vince solo mantenendo le alleanze. Ecco, adesso io non vorrei fare la Cassandrina per il prossimo giro, però ecco, diciamo che secondo me bisogna sempre stare uniti e bisogna sempre essere generosi, anche quando si è il primo partito. A me questo aveva insegnato Berlusconi nel rapporto con Bossi. Decisamente. Senti, ma che cosa resta secondo te di Umberto Bossi nella politica italiana? Ma vabbè, allora premesso che voglio dire, io da quando sono entrata in Lega, qualunque collega abbia incontrato in Lega giustamente vede in Bossi
più del padre politico, cioè Bossi è da tutti in Lega, oserei dire venerato, ma non venerato nel senso diciamo più bieco, cioè quello ti venero perché forse ho qualcosa in cambio, no, venerato perché gli si riconosce di aver non solo inventato il partito, ma dato voce a un popolo del nord che prima non era così rappresentato. E poi questa voce si è trasformata da voce del popolo del nord in voce del popolo delle partite IVA, che c'è in tutta Italia, la voce di quelli, no, che tirano su e giù la saracinesca, che lavorano, che sono concreti, che c'è in tutta Italia. E quindi questa cosa, cioè, è chiaro che questa cosa rimarrà sempre viva, no? Come per Forza Italia la figura di Berlusconi rimane centrale, così sarà sempre per Bossi. Cioè, do per scontato che purtroppo, e facciamo le condoglianze alla famiglia, è mancato fisicamente, ma politicamente non mancherà. Cioè, il suo insegnamento e la sua figura saranno continuamente ripercorsi nella strada che farà la Lega, lo do per scontato. Decisamente. Laura, allora io ti voglio ringraziare e niente, ci ritroviamo martedì con l'altra metà della radio. Sì, va bene, grazie di aver dato spazio anche a me, anche se, ripeto, non sono titolata come i colleghi di 30 anni in Lega, però ecco, penso di aver vissuto una parte politica importante del presidente Bossi, sì. Beh, abbiamo approfondito anche il suo rapporto con Berlusconi con informazioni di prima mano, per cui credo sia appunto una testimonianza eccezionale, mia cara. Quindi, Va grazie. bene, grazie a tutti, ci vediamo martedì, grazie ancora. Grazie ancora. E allora, le 16 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa giornata e questa diretta di ricordo di Umberto Bossi. Sono arrivate 2 zappe, ve le leggo al 340-670-9659. Ciao Antonino, sono Piero. Ciao Piero, e come ti ricordi forse ho 86 anni, diciamo i secondi 43. Piero, dai. Mi ricordo che quando negli anni '80 mio figlio seguiva Bossi, io non mi occupavo di politica, anche perché viaggiavo molto all'estero, non potevo seguire, e rimanevo un po' perplesso di quel tizio un po' burbero dalla voce roca e non sapevo come consigliare mio figlio. Poi lui me ne parlava perché era entusiasta e alla fine, dopo un po' di anni, mi sono convinto e mi sono tesserato anch'io. Adesso mi associo alle condoglianze per la Lega, per la famiglia. Ciao Antonino. Ancora Salvatore, l'amico Salvatore ci scrive: buonasera Antonino, la forza della Lega Nord sotto la guida carismatica di Umberto Bossi è stata proprio quella di intercettare un sentimento diffuso nella parte produttiva del paese. La richiesta di maggiore autonomia, efficienza amministrativa e riconoscimento del contributo economico di quei territori. Bossi ha saputo trasformare questo malcontento in un movimento politico strutturato, capace di incidere concretamente nelle istituzioni. Ma c'è un aspetto ancora più profondo, il risveglio dell'orgoglio identitario. Al di là delle posizioni, è innegabile che Bossi abbia dato voce a un senso di appartenenza forte che ha mobilitato milioni di persone. Ha costruito una comunità politica compatta, radicata, capace di creare legami che andavano oltre la semplice militanza. E qui entra in gioco la mia esperienza personale. Essere meridionale, nato nel 1984, e riconoscere la grandezza e la straordinarietà della comunità leghista significa cogliere qualcosa che va oltre le divisioni geografiche. Quelle chiamate che abbiamo appena ascoltato, quel senso di appartenenza, quella capacità di far rete e coinvolgere, dimostrano che la Lega con Bossi non è stata solo un partito territoriale, ma una realtà capace di costruire identità, partecipazione e spirito di corpo. Questo, indipendentemente dalla provenienza, è un elemento che merita rispetto ed attenzione. Un pensiero di cordoglio e sincere condoglianze a tutta la comunità della Lega, a chi ha condiviso quel percorso, chi continua a portarne avanti l'eredità. Salvatore Agostini, sempre, questo sempre. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto signor Antonino, buonasera, sono Gigi Medolago, il bergamasco di Bergamo. Carissimo Gigi, sono 86enne e dal 92 anch'io militante e ho seguito tutte le Pontida perché io abito vicino a Pontida e sono conosciuto come il bergamasco perché io sono un poeta bergamasco e con Umberto, con la mia fisarmonica, ho seguito tutte le manifestazioni al nord.
Per cui volevo salutare a nome di Umberto e con Umberto abbracciare tutti i militanti come me, i vecchi militanti come me, che hanno avuto tanto e tanto sono riusciti a tenere nel cuore. Grazie, grazie. Scusi, ma una Nino. poesia non ce l'ha? Prego? Una poesia non ce l'ha? Ma qualunque? Sì. Una poesia qualunque? Vada. Sì, un attimo, guarda, c'ho qui la mia scrivania, c'ho qui i miei 18 libri di poesia in bergamasco, te ne scelgo una a caso. Ecco qua, sì. Ecco, non ha sicuramente qualche cosa di particolare. Ecco qua. Guardi, se la poesia è fuoco, se la poesia è balsamo, è sempre necessaria, mi creda. Quindi, sì? prego. Guarda, sicuramente, però te la leggo in bergamasco? Sì. Ecco, allora la anga resneta, la vanga arrugginita. Che impressione mi faccia la anga resneta, l'an de cantù, compagno de remeta. M'era sempre vest la ponta le strada, perché i nos pader il ha sempre doprada. Sfondata de terra per tutta la lama, chi terre brusate gli diventate come prace. Gli stai terre robace e vie di fiumi, face diventare belle fadighe quando gli stace finite. Ma perché gli anghi gli è finito in de cantù? Perché la terra, i terre o il cimento gli fai di capanù e gli anghi in de cantù gli l'ha desmentegate e che il de che avrà bisogno non sarà più bu de doprale. Non so quanto hai capito, però il senso è che queste vanghe che sono i mestieri del nostro passato, sì, le abbiamo dimenticate, messo da banda, come diciamo noi, e quel giorno che avremo bisogno di appendere un chiodo non saremo più nemmeno capaci di farlo. Meraviglioso, meraviglioso, grazie. Prego, Tonino, saluti a tutti i militanti della vecchia guardia, da un 86enne Gigi Bergamasco di Bergamo. Ciao Tonino, grazie ancora Umberto. Ciao. Grazie ancora davvero. La poesia è sempre benvenuta, specialmente in momenti come questi, ve l'ho detto. La poesia quando è balsamo o quando è fuoco, vi ripeto, è sempre necessaria, non è mai inutile, non è mai tempo perso. Allora, vediamo un po'. Mitico, scrive qualcun altro, poi. No, questa cassetta non ce l'ho. Poi ancora, questo è Silvio da Torino. Ce l'hai la cassetta, diventa leghista con l'ipnosi, con la voce di Boss, centralismo cattivo, federalismo buono, motivo. No, Silvio, non ce l'ho, ahimè, purtroppo. In compenso però ho il 45 giri di Umberto Bossi. Lo manderemo alla fine di questa trasmissione, perché tra l'altro qualche anno fa era stato messo in vendita su eBay per la cifretta di 250 euro. Chissà se c'è ancora, anzi facciamo una ricerca in diretta, vediamo se c'è ancora. Vi ricordo, tra l'altro, guardando nell'archivio storico della Stampa risulta una partecipazione di Bossi a Castrocaro come donato, con questo 45 giri evidentemente. Allora, donato Ebro. Vediamo un attimo, vediamo se c'è ancora questo disco di Umberto Bossi. No. Si vede che devono averlo venduto. Umberto Bossi disco. Vediamo se c'è. Magari qualcuno dei nostri ascoltatori lo vuole comprare, chi lo sa. No, c'è un libro dell'immenso Francesco D'Amato, no. Disco Umberto Bossi, donato, vediamo un po' se c'è. No, c'è un fazzoletto pochette Lega Nord Umberto Bossi con autografo 24x24 degli anni 90, però questo non è evidentemente. C'è un autografo, ecco, qualcuno ha messo una nuova inserzione, un autografo dove sullo stesso foglio ci sono sia Umberto Bossi che Gianfranco Funari, 70 euro su eBay.
Pensate un po' voi che roba. Qua cosa c'è? No, questo non c'è. C'è un biglietto da 100.000 e 500.000, Umberto Bossi, Lega, Banca Nord, Nazione Padania 96, 5 euro in vendita su eBay. Cos'è? Medaglia da una Lega del 1992, Repubblica del Nord, 5 euro. Vediamo un po' che altro c'è. Insomma, vedete che qualche memorabilia comincia, vabbè che c'era già prima, qualche memorabilia c'è già, che potete trovare anche su eBay. Le 16, 24 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E adesso c'è un'altra Laura, da una Laura all'altra, Laura Cavandoli, che ci esprime, insomma, ci parla di Umberto Bossi, e poi, dopo di lei, Tommaso Fiazza, che è consigliere della Lega per l'Emilia Romagna. Ecco i loro ricordi. Vai pure, Natalia. La scomparsa di Umberto Bossi mi ha profondamente colpito. Io ho sempre ammirato Umberto Bossi perché lui aveva una visione, aveva un'idea chiara di quello che voleva, aveva un rapporto con il popolo, con le persone che era diretto ma assolutamente concreto. Riusciva a capire quello che erano le esigenze delle persone e tradurle in attività politica. Ha sollevato e portato avanti la questione settentrionale, che era derisa, ancora oggi a volte deridono e ci chiamano "voi siete della Lega Nord", come se fosse un partito lontano dal territorio. Invece no, era la forza del territorio che veniva portata avanti, veniva amplificata da Umberto Bossi, da quello che il suo partito faceva. Così come il federalismo, che adesso l'abbiamo trovato attuato da una riforma, tra l'altro fatta dalla sinistra, e che noi ora portiamo avanti nelle nostre aule grazie al ministro Calderoli, e di questo dobbiamo assolutamente essergli grati. Ma ciò che più fa comprendere la grandezza dello statista, perché questo è, sono state le sue posizioni fin da subito critiche su quello che era e che sarebbe diventata l'Unione Europea. Umberto aveva fatto capire, aveva spiegato che da lì l'Italia avrebbe perso ancora di più la propria sovranità, la propria autonomia. Diceva che le leggi bilancio, che allora erano molto tribolate in Parlamento, sarebbero arrivate con un fax da Bruxelles. Ora il fax non c'è più, ma le leggi bilancio ogni ottobre vanno comunicate all'Unione Europea e alla Commissione Europea, che ci dà poi il giudizio e eventualmente ci dice anche se vanno o non vanno modificate. Tutte le battaglie che ora portiamo avanti con la Lega sono nate dall'idea, dalla visione e dalla capacità di Umberto Bossi di capire quelle che sono quello che vuole il popolo, quello che è la realtà, e lui ben sapeva da che parte stare. Non era mai, di solito non era mai la parte vincente, e questo lui lo sapeva benissimo, però era la parte giusta, e questo credo che sia un insegnamento che io a pelle ho sempre colto. Lo ammetto, non sono entrata subito nella Lega quando c'era Umberto, perché un po' per il mio carattere, io sono sempre stata una che dice: posso impegnarmi, ma sicuramente c'è qualcuno che è meglio. E quindi nel mio seguire la Lega, quando Umberto veniva anche nella provincia di Parma, ricordo molte volte a Busseto, andavo con mio papà che, essendo notaio, come sempre autenticava le firme per qualunque raccolta o per presentare le liste, era diciamo un jolly per tutta la Lega della provincia di Parma. E poi dopo, a un certo punto, ho pensato che sì, potevo dare ancora un contributo e un po' di più alla Lega, e l'ho fatto con quello spirito di militanza, con quello spirito di impegno. Un po' mi caratterizza, ma era quello che voleva Umberto: non dovevi arrivare, dovevi essere lì per essere parte del gruppo, e potevi dare una mano, chiunque poteva dare una mano al gruppo per far vedere che eravamo in tanti, che ci eravamo, e che quello che veniva portato avanti era l'iniziativa del popolo. Con questa storia di militanza e con questo ringraziamento, con questo io saluto Umberto Bossi, faccio le condoglianze alla famiglia, e credo che sicuramente
continuerà col suo indice alzato a darci la direzione. Umberto Bossi è la persona grazie alla quale la Lega è nata. Quindi tutti i militanti che fanno parte del nostro movimento sono certo che siano vicini alla sua figura, lo sono stati prima e lo saranno per sempre, perché i suoi insegnamenti, la sua visione sul futuro, credo che sia stata davvero un faro per tutti noi. Ha portato davvero una conoscenza e è stato precursore in tante cose, dal federalismo all'immigrazione, al essere vicino al territorio, come è stato lui e come lo è stato lui non è stato mai nessun altro. Ecco, quindi credo che debba essere una guida per tutti noi per il futuro. Io sono entrato nella Lega che avevo 13 anni, era il 2008, e Umberto Bossi era la persona che era veramente uno di quei ministri, una di quelle persone di quel governo Berlusconi che trainava quel governo, e per tanti giovani come me, ma come altri, è stato un punto di riferimento. Siamo entrati per lui e grazie a lui. Quindi dobbiamo dire grazie a Umberto Bossi per tutto quello che hai fatto per noi e per la Lega. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'hanno beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta per l'Amatori di Gallaratese, con una Maino rubata con destrezza a un corridore della Pedalmonzese. Non l'ho mai visto neppure al circo in pista un tipo che facesse il furto al volo, faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione, lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone, era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento, ha pedinato la sua fidanzata per poi beccarlo sull'appuntamento. Se ti muovi, tu sei bello e spacciato, la faccia al muro, mettiti in ginocchio. Il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio. Era lo scoppio di una bomba preda che ha fatto fuori l'ignaro questurino. Poi con un salto è già sulla sua preda, la bicicletta da donna di un bambino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'hanno beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Questa era l'immensa Ornella Vanoni, hanno ammazzato il Mario, anno 1961. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, le 16:33 minuti e 50 secondi qui sulle nostre onde. Naturalmente stiamo ricordando Umberto Bossi e in particolare, insomma, lo ricordiamo, lo avete sentito prima con Gabriella Monti, lo ricordiamo anche con la musica, lo ricordiamo anche
con il suo disco che ascolterete alla fine della nostra trasmissione. Tra l'altro, diciamo così, la nostra trasmissione vuole offrirvi la voce di un altro che ha conosciuto bene Umberto Bossi, e il nostro altro ospite è il senatore Claudio Borghi, per cui oggi, stamattina abbiamo parlato e state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. È con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini, che ringrazio della sua cortesia e della sua disponibilità. Senatore, allora, giorno triste, mi diceva, prendo questa telefonata. Chi è stato Umberto Bossi per lei? Beh, è stato forse il primo che mi aveva fatto nascere una speranza del cambiamento. Da ragazzo elettore che non avrebbe mai pensato nella sua vita poi di diventare un politico, innanzitutto, figurarsi poi deputato senatore. Vivevo quei momenti in cui quell'idea matta di dare voce a persone che volevano un cambiamento con una forza politica così nuova e così originale in anni, giova ricordarlo, dove tutto il sistema vecchio dei partiti si stava sfaldando, era stato un momento di grande speranza. Insomma, io che sono sempre stato per unire, quando alla fine Berlusconi ebbe l'intuizione nel 94 di mettere assieme sia le istanze dell'allora Lega Nord che quelle diciamo del mondo di destra sempre abbandonato, che era quello rappresentato all'epoca da Alleanza Nazionale, per fare il partito delle libertà, no? Quindi quell'idea del 94, quando i barbari arrivarono al potere, chiamiamola così, e scombinarono il golpe che era stato apparecchiato per far vincere la sinistra, la gioiosa macchina da guerra, vi ricordate, di Achille Occhetto del 94. Per me fu uno dei veri primi momenti di entusiasmo politico, insomma, e quando ti fanno nascere una passione e così via, poi lo ricordi un po' come se fosse il primo amore, no? Cioè è stato da un momento in cui ti interessava in modo relativo. Io ho sempre votato, per carità, no? Quello che succedeva, e il primo interesse me l'aveva fatto nascere Craxi, che era un altro che aveva, diciamo così, scosso, no? una palude che ormai era immobile da troppo tempo, ma quel governo del 94 per me era insomma veramente una novità e una speranza, e quando qualcuno ti fa nascere una speranza nel cuore di stare meglio, poi gli sei grato per sempre, mai avrei pensato poi dopo di poterlo conoscere direttamente. Approfitto di questa occasione che mi dai per ricordare la prima volta che stetti a contatto di gomito con Umberto Bossi, questa persona quindi che avevo, insomma, sempre ammirato da ragazzo come politico, me la trovo di fianco a Radio Padania, diciamo l'antenato di Radio Libertà, perché mi avevano chiamato per fare una trasmissione dove dovevo spiegare le questioni dell'euro. All'epoca non ero ancora tesserato, ero un commentatore indipendente, no? che però Salvini aveva già individuato come portatore di idee interessanti. Evidentemente, insomma, adesso capisco un pochettino come funziona, aveva consigliato a quelli della radio di prestare attenzione alle cose che diceva quel un po' matterello economista che diceva cose così strane, no? e così rivoluzionarie, ma che in realtà mi sono riascoltato ieri la prolusione di Bossi al congresso,
quello del Palavobis del 98, e in realtà insomma stavo semplicemente ripetendo cose che aveva già detto lui, ecco, questo va ricordato. Comunque fatto sta che io ero lì a Radio Padania, dentro nella stanzetta, quella che c'era insonorizzata, dove normalmente si annidava Cainarca, no? Cioè tipo alla mattina dicevo le mie cose, stavo parlando di euro. A un certo punto mi dicono: c'è qui il capo. Arriva Bossi e mi si siede di fianco nella piccola stanzetta, fumando ovviamente il sigaro costantemente, no? Cioè, come faceva lui, in modo continuo. Voi immaginate 1 metro quadro, no? Io già emozionato perché sapevo di fianco Bossi che insomma dico, ma davvero viene a interessarsi a quello che dico io, e davvero ce l'ho qua di fianco lui in carne ed ossa. E però dall'altra parte stavo morendo perché il sigaro costante, no, dentro in quel metro quadro faceva un effetto devastante. Io fatto sta che però ero assolutamente colpito anche dalle osservazioni che mi fece in diretta, no? mentre parlavo. Mi dice: guarda che hai ragione. Mi diceva anche: guarda che non te lo faranno mai fare quello che tu chiedi, vale a dire di riuscire a liberare l'Italia, perché dice: guarda che ti ammazzano prima. Non mi hanno ammazzato, ma ho capito bene che cosa erano, diciamo, il tipo di forze che avrebbero mantenuto lo status quo, e lui era assolutamente, secondo me, consapevole del fatto che non sarebbe stato semplice ottenere quella libertà economica, diciamo così, che descrivevo, però quella me la ricorderò sempre, anche perché quando tu sei di fianco alle grandi persone qualcosa la senti. Io non so che cosa sia, non so, la chiamano carisma, lo chiamano quello che vuoi. Certo, era già anziano, era già post malattia e così via, ma in ogni caso qualcosa lo sentivi, e quando, pur con quella sua difficoltà di parlare, ti diceva alcune cose dicendo: tu hai ragione, ma guarda che le forze contro sono molto più grandi di quello che tu pensi. Cioè, io quelle parole insomma le ricorderò sempre. È stato un momento molto importante, e uno dei primi momenti in cui insomma mi sentii veramente accolto in questa famiglia della Lega che tanto mi ha dato in questi anni, e che tanta opportunità mi ha dato di portare avanti e dare forza a delle idee che io credo che sia la cosa fondamentale per un partito, riuscire a dare la possibilità di dare idee nel modo migliore possibile, perché la gente votava per Bossi. Tutti votavano per Bossi, difficile che votassero per altri nomi, ma alla fine poi quegli altri nomi venivano messi grazie a lui in vista, e in certi casi avevano delle cose importanti da dire. Ma si pensi, per esempio, io parlo ovviamente per la mia materia, si pensi per esempio a Miglio. Poi non sono andati d'accordo, come tante volte capita, però intanto il merito di farlo vedere, il merito di portare avanti e far capire, no, che c'era una persona che aveva delle idee che erano molto diverse rispetto a quelle delle cose abituali che si sentivano. Questo è il mestiere dei leader, ed è anche quello che ha fatto Salvini, e che prima aveva fatto Maroni. Cioè una sequenza di leader che sono sempre stati in grado, nelle difficoltà ovviamente, di gestire un partito dove un lavoro che io non farei mai, perché sono tutti prime donne, però ha sempre avuto il merito di far vedere idee. Diciamo così, una levatrice, mi verrebbe da dire, dal punto di vista di Socrate c'è la maieutica, diciamo uno che aveva il potere di far vedere alla gente idee e speranza. Questo per me era Umberto Bossi.
Senatore, io ricordo un Bossi commosso che dice a Maroni vai, ora il bambino è tuo, poi è venuto Matteo Salvini, ma secondo lei c'è un Bossi prima e dopo la Lega, prima e dopo la segreteria, o lui è sempre stato la Lega, nella Lega? Perché sa che ci fu tutto quel dibattito sul Comitato Nord e così via. Sì, certo. No, allora la mia impressione, purtroppo, io credo che non bisogna avere vergogna di dirlo, è che c'è stato un Bossi prima e dopo la malattia. Io credo che poi ovviamente ognuno rimane sempre quello lì, no? Perché alla fine uno, anche diciamo dopo le più grandi sventure, però il leader di partito è un po' come un atleta. Cioè, una delle caratteristiche che deve avere un leader di partito, che io non avrò mai, no? Motivo per cui insomma è una gara che nemmeno faccio, è la resistenza fisica. Chi segue un partito, chi segue un leader, lo deve vedere sempre presente, è una specie di generale sul campo di battaglia, no? E la forza di una persona dipende anche da quanto riesce a incarnare proprio dal punto di vista fisico questa energia, questa forza, incanalare questa forza che i cittadini danno per riuscire a trasferirla. È quello che fa un partito, cioè il partito praticamente riesce a dare forza grazie al numero, all'idea del singolo, perché sennò altrimenti no, non ci sarebbe la politica. La politica dei partiti significa che il partito prende la mia idea, la mette vicino a quella di tanti altri e quella singola voce diventa un coro possente, no? E quindi io credo che purtroppo quella forza che traspariva dal Bossi giovane, no? Anche con i suoi modi del tutto inusuali, cioè, ci ricordiamo la canottiera, ci ricordiamo il suo protendersi dal palco, il suo modo di parlare così unico. Io mi ricordo, figurarsi, lavoravo in borsa, non so se ovviamente avete idea di cosa può essere l'ambiente di una sala operativa, no? È un ambiente molto maschile, certo. Molto scanzonato per certi versi, no? Non è certo la sala operatoria o cose di questo tipo, e dove un po' tutto viene vissuto con passione, ai tempi, quando l'Italia aveva ancora la sua sovranità e quindi quando la politica contava, vale a dire non come adesso, quello che diceva Bossi faceva spostare su o giù la borsa. Cioè, una dichiarazione, adesso se ne fregano tutti, ma all'epoca una dichiarazione o meno di Bossi aveva influenza, e noi che in borsa ovviamente seguivamo tutte le cose, eravamo tutti dei fan di Bossi per la sua capacità di impattare, no? E lo imitavamo, cioè, io mi ricordo nel nostro desk operativo c'era il mio capo di allora che era bravissimo a fare Bossi, faceva Roma Polo, Roma Ulivo, no? E noi tutti dietro ad applaudire, no? Perché era, cioè, trascinava anche diciamo così, categorie o persone che in teoria non avevano nulla a che fare né con la politica, cioè era un faro, era un riferimento, la gente parlando di Bossi sapeva che cos'era, sì. No? E se gli piaceva bene, se non gli piaceva andava da un'altra parte, ma almeno sapeva che cos'era, e questo secondo me è una cosa che tante volte ricordo a chi ogni tanto si sveglia la mattina, anche nel nostro partito, facciamo le svolte moderate, la gente deve sapere che cosa vota. La gente deve, cioè, tu devi dargli chiaramente cos'è la tua idea. E con Bossi non c'erano dubbi che cosa avevi nel momento stesso in cui lo votavi. E ieri sera, appunto, poi chi
ti saluto, per ricordarlo la cosa migliore che mi è venuta in mente a fare è riascoltarlo, perché noi abbiamo la fortuna di poter riascoltare la gente. Sì. Cioè, in passato avevi soltanto magari delle parole scritte da parte di qualcuno, dei ricordi. Noi adesso è tutto registrato, cioè per dire la tanto vituperata Radio Radicale, no? che qualcuno ogni tanto vuol chiudere, e mi verrebbe da dire da adesso gli archivi della ex Radio Padania quanto hanno di registrazioni? Infatti noi le stiamo mandando. Di quello che veniva detto. Ecco, io sono andato a beccarmi ieri sera proprio la registrazione di quel enorme congresso, in un momento dove anche lì c'erano discussioni interne, no? Perché la Lega è sempre stato un partito dove la discussione non mancava, poi alla fine il capo faceva la sintesi, ma la discussione non mancava. E del congresso di marzo, che era quindi un marzo come adesso del 98, e sono andato a sentirmi l'intervento di Bossi nella parte, quella dove parlava dell'Unione Europea, diciamo quella che viene tante volte riassunta con Bossi diceva che le finanziarie saranno un fax che arriverà da Bruxelles, no? Ecco, quello è una frase, c'era tutto un ragionamento e io non posso che rimanere a bocca aperta, l'avevo già sentito, però insomma riascoltandolo, sapendo che lui non c'è più, non posso che rimanere a bocca aperta dalla lucidità di visione di quest'uomo. Cioè, una cosa che io ho scoperto 15 anni dopo, una cosa che la gente mi attribuisce come Borghi bravissimo perché si è reso conto di questa cosa, no? Nel 2011, ma lui l'aveva già capita nel 98. E la diceva con una lucidità e con una semplicità, no? della perdita di sovranità della moneta, del fatto che non si sarebbe persa la leva monetaria, si sarebbe persa la capacità di poter gestire le finanze pubbliche, e quindi si sarebbe dovuto recuperare tutto a botte di tasse e di pressione fiscale sulla gente, soprattutto sulle imprese produttive, che l'idea poi di allargare l'Unione Europea ad altri stati sarebbe stato disastroso, perché questi stati sarebbero stati poveri e noi li avremmo dovuti pagare a danno delle nostre imprese. Ma è quello che è successo, è quello che ancora tanti non hanno capito, che vogliono andare avanti a fare. E abbiamo una persona che non era un economista, abbiamo una persona che non era uno scienziato politico che quindi andava a vedere i paper dei grandi economisti internazionali, ma era una persona che aveva quella capacità che soltanto i grandi possono avere, che è quella di guardare oltre, è quella di vedere il futuro, di gente che ti dice cos'è successo quando la partita è finita. È pieno il mondo, pieno di quelli, non mancano mai, e in ogni bar ce n'è uno. Di quello che invece sa vedere avanti, ma sa vedere avanti di 20 anni, sa vedere avanti di 30 anni, ma quanto vale? Quanto vale una persona del genere in un mondo dove i mercati finanziari e così via guardano su chi premiano con milioni chi riesce a essere avanti degli altri di 2 settimane o di 2 mesi? Ecco, lui sapeva vedere avanti di 20 anni e credo che sia stato un grande. Io mi auguro che ci siano vie e piazze, perché nella storia della Repubblica poche persone sono state così lungimiranti. Grazie senatore. Grazie a te Antonino, e un abbraccio a tutta la famiglia Bossi, è la grande famiglia della Lega, soprattutto a quelli che c'erano quando io non c'ero ancora, che hanno vissuto quegli anni direttamente. A te la linea, Antonino. Natalia, io voglio ringraziare intanto il senatore Borghi, ma in particolare, ecco qua, la nostra Carlina, che scrive: non abbiamo perso solo un grand'uomo, ma un simbolo, un politico vero di quelli che non ce ne sono più. Non è stato solo il fondatore della Lega, è stato la voce di un popolo, il coraggio di dire quello che altri non osavano, la forza di chi ha lottato senza mai piegarsi.
Ha risvegliato il suo popolo dandogli voce e speranza, l'ha reso orgoglioso delle proprie radici, ne ha riacceso l'amore per la propria terra. Chi c'era e chi c'è, chi ci ha creduto e chi ci crede, chi ha combattuto e chi combatte, lo ha fatto e lo fa seguendo un'idea, una visione, una speranza che lui ha acceso dentro ad ognuno. Hanno provato a fermarlo, ma certe radici non si possono strappare, perché la Lega non è solo un partito, è appartenenza, identità, cuore. Saluto il mio Senatur con rispetto, orgoglio e un nodo in gola, ma il suo spirito resta con me nei miei pensieri, nelle piazze, nelle battaglie, in ogni bandiera alzata. Grazie Umberto, grazie di tutto. Non è tutta farina del mio sacco, ma è composto con tutto il mio cuore. Ancora, che ricordi Rosanna Sapori e l'ex sindaco di Borgo Manero, Gianluca Buonanno. Bene, credo ci sia una telefonata, forse, 0292947222, Natalia? No, al Vediamo un momento no. attimo. Ancora no? Al Ecco, momento no. perché... No? No. Ok, va bene. Perché c'era un ascoltatore che si era fatto vivo mentre andava l'altro intervento e voleva commentare, voleva intervenire, per cui noi lo stiamo aspettando, sono già le 16:55, anche perché dobbiamo andare verso la conclusione di questo speciale. Dopo avremo Alessandro Gnocchi, alta tiratura, e poi alle 17:30 Chilometro Zoom. Chilometro Zoom con me Lorenzo Viviani, Alessandro Cappelli, racconteremo di quando la Lega fu il primo partito a schierarsi con i pescatori, e poi ancora alle 18:20 non mancate, mi raccomando, seguite ovviamente liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, dopodiché avremo Luca Zaia, signore e signori. E poi la professoressa Anna Bono, torniamo nell'attualità, parliamo un po' di Medio Oriente e chiuderemo con un ultimo discorso di Umberto Bossi del 2008, faremo chiudere la giornata a lui virtualmente e ci saluteremo per questa lunga diretta e questa lunga giornata. Ho un messaggio di Giampaolo Cerrini, lui è il vice sindaco di Venaria Reale, ex Rossa con tessera Lega, militante dal 99. Grazie Bossi. Umberto Bossi ci ha lasciati. Un attimo che ora prendiamo la telefonata. È stato colui che ha piantato il seme del federalismo in Italia, dando voce e identità ai popoli del Nord quando ancora non esisteva un linguaggio politico capace di farlo. Un fondatore vero, un precursore, l'artefice di una visione che ha segnato più di ogni altra la storia politica recente del nostro paese. Ha costruito un'idea destinata a durare, incidendo profondamente nel dibattito pubblico e istituzionale, con la forza e la determinazione che appartengono solo agli uomini fuori dal comune. È stato nel senso più pieno del termine un uomo. Grazie per ciò che hai seminato e tramandato. Buon viaggio, Giampaolo Cerrini. Pronto, chi è là? Da Cuneo. Non si è sentito, da Cuneo? Da Cuneo, esatto. Ben trovato. Grazie. Volevo unirmi anch'io, diciamo, le condoglianze per chi è stato il nostro leader per tanti anni e chi ha contribuito a portare in Italia il dibattito sul federalismo. L'unica cosa che mi lascia amareggiato è che purtroppo, secondo me, il suo insegnamento praticamente ha vinto Roma, nel senso che, come la vedo io, la Lega si è normalizzata, non è più un partito che porta avanti le istanze del Nord, e quindi ha vinto Roma, è diventato un partito più o meno come tutti gli altri, tiene ancora la bandiera, diciamo, dell'autonomia, ma molto, molto labile, molto flebile, probabilmente per non perdere la base storica che era decisamente federalista, se non secessionista. E quindi questo ci lascia amareggiati, perché purtroppo andando a Roma poi si finisce per assumerne i difetti. Ci saranno anche dei pregi, per carità, ma in politica sono soprattutto i difetti, e quindi secondo me con la Lega di Bossi è morta l'ultima speranza che potevamo avere in questi territori per un po' più di autonomia, per essere un po' più padroni a casa nostra, anche perché tutti i temi che hanno reso popolare la Lega, dall'essere padrone a casa nostra, a tenerci le tasse in proporzione a quanto prodotto, ad avere magistrati del Nord
a non essere tra virgolette una colonia, mi sembra che l'andazzo non sia cambiato per niente, quindi questo ci lascia amareggiato. Sicuramente il suo insegnamento potrà essere, il suo testimone potrà essere raccolto da qualcuno in futuro, anche se io sinceramente al momento non vedo grossi campioni della libertà e del federalismo in Italia, e quindi questo ci rende amareggiati. Un saluto a tutti e soprattutto un abbraccio alla famiglia. Grazie, io mi permetto però di osservare una cosa, cioè mi sembra che il senatore Calderoli, il ministro Calderoli, non sia propriamente uno che sta lì a scaldare la sedia e voglio dire abbia spesso dedicato tutta la sua vita al concetto di autonomia, al punto che le regioni hanno cominciato già a chiedere le deleghe e quindi l'attuazione dell'autonomia differenziata, il che mi sembra una cosa importante. Lo stesso Fedriga, il governatore del Friuli, lo avete sentito all'inizio della nostra trasmissione, l'ha detto, la mia vittoria che dedicherò a Umberto Bossi sarà l'attuazione dell'autonomia. Voglio dire, i partiti, dice, si è normalizzato. No, il partito si è evoluto perché oggi la Lega governa in tutta Italia e questo è un fatto importante, non è snaturarsi, è portare avanti le proprie idee, allargarle il più possibile, perché questo è il bello della democrazia e permettetemi anche di un partito. E mi pare che tale Matteo Salvini, segretario di questo partito, sia stato ampiamente allievo di Umberto Bossi. Se vi andate a leggere il suo libro in cui lui racconta, Secondo Matteo è il suo libro, nel quale racconta proprio la sua formazione con Bossi, che lo chiamava in piena notte, lo cazziava, lo trattava, quando c'era il caso di trattarlo male, lo trattava malissimo, non è che ci giocava. E però quest'uomo ha assorbito, a voglia si è assorbito il pensiero e la visione del fondatore della Lega. Allora, noi adesso chiudiamo la nostra trasmissione. Vi avevo promesso questa chicca. Signori, direttamente dal 1964, lato A Ebbro, lato B Sconforto, canta Umberto Bossi in arte Donato. Addio Senatur. Grazie per essere stati con noi. Ora Alessandro Gnocchi, 17:30, torniamo con Chilometro Zoom. Grazie ancora.